Bene, allora, buonasera a tutti, sono le 19:01, quindi diamo inizio al Consiglio Comunale. In apertura di seduta informo che la seduta viene trasmessa in diretta tramite webcam e pertanto saluto anche il pubblico che ci segue da casa. Informo che i consiglieri Caneo e Nigro hanno giustificato l'assenza. Quindi passo la parola al segretario generale per l'appello. Buonasera a tutti. Toffolo Luigi, Arreghini Silvia, Barbisan Leonardo, Bergamo Francesco, Camillo Cristian, Drigo Irina, Favero Florio, Geronazzo Luigi, Giuseppin Guido, Marzola Carmen, Moretto Sara, Nigro Filomena assente, Rambuschi Pietro, Presente. Verri Gabriele, Vit Loris, Vivan Matteo. Bene, nomino scrutatori i seguenti consiglieri: Leonardo Barbisan, Irina Drigo e Giuseppin Guido. Comunicazioni al punto 1. Passo quindi la parola al sindaco per eventuali comunicazioni. Nessuna comunicazione. Bene, non c'è alcuna. Prego allora. Prego, consigliere Geronazzo. Mi aspettavo, grazie Presidente. Faccio questa comunicazione solo per chiarire un fatto che è successo ultimamente nel comune di Portogruaro. Mi aspettavo questa sera nelle comunicazioni perlomeno le scuse di chi ha accusato una parte di questo Consiglio Comunale di non sapere le regole e di non sapere qual è il sedime stradale e qual è il listone a Portogruaro. L'ultima volta in una interrogazione ci è stato risposto, non lo so, a mio modo di vedere in maniera molto errata, perché i fatti li hanno smentiti. Quindi bisogna avere il coraggio di alzarsi in piedi, chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti e andiamo avanti tutti assieme, perché non si può mettere una pietra sopra su un fatto avvenuto in Consiglio Comunale dicendoci non tutta la verità giusta o avendo fatto le richieste sbagliate. Un'interrogazione con una risposta molto laboriosa, quasi mi sono sentito umiliato da quella risposta e 8 giorni dopo vengo a scoprire che non era niente di vero su quella risposta. Siamo in Consiglio Comunale, sede istituzionale, e quando si risponde a un'interrogazione, signor Sindaco e signor Segretario, mi rivolgo anche a lei e anche al signor Sindaco, speriamo di essere sinceri e giusti. Quindi mi aspetto le scuse di chi ha sbagliato. Grazie. Grazie consigliere Geronazzo. Altri interventi come comunicazioni? Prego consigliere Arreghini. Sì, buonasera a tutti. Niente, solo un aggiornamento rispetto ai lavori dell'ampliamento dell'ospedale su cui diversi cittadini chiedono un aggiornamento sui lavori e se appunto il sindaco o oggi o uno nei prossimi consigli può aggiornare sugli interventi che ci sono nell'area. Grazie consigliere Arreghini. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi io vado al punto numero 2. Punto numero 2. Approvazione variante numero 17 LP per la conferma delle aree di trasformazione del piano degli interventi PUA, articolo 18
Punto 7 della legge regionale 11-2004, aggiornamento e modifiche di alcune aree per opere pubbliche, vincoli preordinati all'esproprio, adeguamento della zona di rispetto del vincolo cimiteriale e relativa normativa, preso dato dell'assenza di osservazioni ed approvazioni. Ricordo che l'argomento è stato trattato nella riunione della quarta commissione del 4 agosto 2026. Prego, signor segretario. Sì, allora, come di prassi vi avviso che essendo una variante... Una domanda tecnica. Eventuali, come si dice, eventuali interventi facciamo dopo? Sì. Dopo che... No, sto chiedendo. Sì. Prima ti presenta. Certo. E dopo, a fine interventi, si va in votazione. Prego. Allora, dicevo, come di prassi, quando c'è in approvazione una variante, corre l'obbligo, ricordare ai consiglieri comunali, l'obbligo previsto dalla legge, dall'articolo 78,2 del testo unico degli enti locali, ossia il dovere di astensione dei consiglieri nei casi di interessi personali o familiari, di una correlazione specifica o nel caso di conflitto anche solo potenziale rispetto alle singoli comparti o a singoli comparti o all'intera variante. E quindi nel caso specifico, nel caso in cui ci sia un possibile interesse personale o familiare, un possibile conflitto di interesse, vi prego di segnalarmelo di volta in volta e di uscire dall'aula, se del caso uscire dall'aula. Vi ringrazio. Bene, la ringrazio. Allora do la parola all'assessore Fogliani per illustrare l'argomento. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, la variante al PI17 è stata adottata in Consiglio Comunale il 18/5 del 26 e poi ha seguito l'iter, è stato depositato per 30 giorni presso la segreteria del Comune, l'avvenuto deposito è stato poi dato avviso nell'albo pretorio del Comune con il protocollo 21.9.22 del 22/5, con la pubblicazione per 30 giorni all'albo nonché sul sito del Comune e sulle bacheche istituzionali. Nei successivi 30 giorni fino al 21/7/26 chiunque poteva presentare osservazioni o opposizioni alla variante. In questo periodo, quindi entro il 21/7, non sono pervenute osservazioni e opposizioni. Ricordo che la variante conferma le 36 aree in oggetto di espansione, individua le 8 aree soggetto di adeguamento alla sopravvenute scelte di infrastrutturazione e la viabilità, ovvero di aggiornamento aree per le opere pubbliche, l'individuazione di 7 ambiti di adeguamento alle fasce di vincolo cimiteriale in applicazione della legge 199 del 25. Abbiamo già illustrato le schede durante la quarta commissione, ma verranno di nuovo riillustrate questa sera anche su richiesta dei consiglieri e quindi se il Presidente passa la parola al tecnico per l'illustrazione. Grazie. Grazie Assessore Fogliani, quindi do la parola all'architetto Scapin. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come è stato detto, non sono pervenute osservazioni, per cui vedremo in successione gli ambiti oggetto di intervento di conferma delle 36 zone omogenee di espansione, sia di tipo residenziale che di tipo produttivo. Come fatto a maggio, ogni proposta ha 4 immagini. La prima è la localizzazione su Google Maps, la seconda è l'inserimento dell'ambito nella CTR, per poi passare al piano di interventi e
infine affiancato dall'ortofoto. La prima che vedete, siamo al comparto 23, tra via Palazzine a nord e viale Trieste a sud. L'ambito è quello configurato, rimane confermato, per cui la numero 1 viene approvata. L'ambito numero 2, siamo praticamente a nord rispetto all'ambito precedente. Questa che vedete è la Roggia San Giacomo, il canale San Giacomo, questa che vedete è via Palazzine e questo è l'ambito intervento. Quello qui a destra è la caserma Capitò. L'ambito numero 3, siamo appena sotto, vedete qui l'ambito precedente, il numero 1, qui è il supermercato Coop, Cadoro, scusate, eccolo, e questo è l'ambito oggetto di intervento. La numero 4, siamo ancora in prossimità tra via Trieste e l'ambito, il comparto 23. Questa è la ex concessionaria Ford, dico bene? Sì, 10 Magù. La numero 5, siamo via San Giacomo, questa qui, e questo è l'ambito ex stock. Tra l'altro questo è in fase addirittura di approvazione come piano urbanistico attivo. La numero 6, siamo praticamente a ovest rispetto all'ambito precedente, questa che vedete via Palazzine e questo è l'ambito numero 6. L'ambito numero 7, ancora nella zona del comparto 23, questa è via Villa Storta, questo è il cimitero e questo è l'ambito oggetto di intervento. La numero 8, passiamo nella zona di via via San Giacomo, praticamente appena a sud dell'ambito precedente. La numero 9, siamo in via Veneto, questa è la provinciale e questo, tanto per capirci, la zona... No, via Friuli, questa qui. Sì. Ok. Questa è la provinciale che va poi a Concordia. Qui c'è la pizzeria alla Brace, per capirci. La numero 10, siamo a nord della ferrovia, via Colombo, compresa tra via Colombo e la ferrovia. Eccola qui, quindi viene confermata. La numero 10 è appena sopra, via Colombo, ferrovia, anche questa viene confermata. La numero 12, torniamo praticamente nell'ambito a nord della ferrovia, via San Martino, questa qui a nord, e questo è il fiume Lemene. La numero 13, via Arma di Cavalleria, qui la ex per Fosfati, la ferrovia, e questo è l'ambito che viene confermato. La numero 14, siamo in via Cadorna, la zona industriale, subito sopra c'è il contesto residenziale con questa zona C2 che viene confermata. La numero 15, via Colombo, questa è l'area, tra l'altro inserita con l'ultima variante nel 2020, per cui viene confermata. La numero 16, ecco, fino adesso abbiamo visto zone di tipo C2, questa è la prima di tipo D3. Siamo in via Udine, quindi questo è il Lemene che vedete, questa è la ferrovia Portogruaro-Casarsa e questo è il contesto che viene confermato. La numero 12, 17, siamo in via Antinori, questa qui che vedete sulla rotondina, questo è un ambito residenziale esistente, questo è un ampliamento che viene confermato. Qui sopra c'è la Sina Spa. La numero 18, appena sopra, ecco qui l'ambito Sina che viene confermato, anche questo è di tipo produttivo, zona D3. La 19, siamo nella ex Fornace, quindi a nord dell'autostrada,
questo è il centro commerciale e qui c'è la fornace. È un unico comparto che prevede una zona di tipo D3, una parte F2V e poi una parte a parcheggio. La numero 20 siamo a Porto Vecchio, questo sopra via Gervino, l'ambito a sud. La numero 21, sempre Porto Vecchio, via Gervino, l'ambito a nord. Eccolo qua. La numero 22, siamo a Summaga, questa sopra via Franca, l'ambito di urbanizzazione che completa l'abitato della frazione. La numero 23, siamo in via Franca sempre, Pradipozzo, l'ambito di completamento è a sud dell'area dell'arteria che porta in frazione. La numero 23 invece è a nord, sempre Pradipozzo, eccola qui, questa è la statale 53 e questo è l'ambito 24. Poi l'ambito 25 siamo sempre a Pradipozzo, siamo in prossimità del centro e questo è l'ambito di espansione. La numero 26 sempre Pradipozzo, questo è un ambito D3. D3 è commerciale, direzionale e residenziale, quindi è un ambito misto. L'ambito 27 siamo sempre a Pradipozzo, questa è via Steinbeck, questo è l'ambito questo è il centro, questo è il palazzetto di Pradipozzo. E questa è invece via Gaule? Sì. Ecco, grazie. L'ambito 28 siamo sempre a Pradipozzo, appena sotto quello precedente. L'ambito 29 siamo a Casai del Tau, l'espansione anche questo è di tipo D3. L'ambito 30 siamo a Lison, lungo la strada che porta al cimitero, che è via Statuti. Grazie. L'ambito 31 siamo a Giussago, questo è il cimitero e quindi questa mi pare sia via Santo Stefano. Grazie. L'ambito 32 siamo a Lugugnana, questo è il cimitero, questa è via Annia, la provinciale che porta al centro della frazione. L'ambito 33 sempre a Lugugnana sul lato opposto, vedete? Eccola qua. L'ambito 34 Lugugnana, zona lungo la Iesolana praticamente, verso Bibione. L'ambito 35 ancora Lugugnana a sud di quella precedente. Questa che vedete è la roggia Lugugnana appunto. L'ambito 36 sempre a Lugugnana adiacente a quella precedente. Ecco qua. Queste sono le 36 zone soggette a piano urbanistico attuativo che vengono confermate. Poi la variante contiene anche quelle famose 15 modifiche, di cui 7 che riguardano le fasce di rispetto cimiteriali, gli adeguamenti normativi, e 8 invece modifiche che riguardano le viabilità. Partiamo da queste. La numero 1, siamo a San Nicolò, questa è la variante della statale 14, questo è un ambito fondamentalmente previsto come zona di tipo produttivo, ma in realtà non ha accessi dalla bretella che porta alla variante 14, per cui l'unico accesso potrebbe venire dalla controstrada, che fra l'altro è in fase di acquisizione da parte del Comune verso ANAS. La numero 2 riguarda la soppressione di questa rotonda, questa che vedete è la statale 14, questa è la caserma Capitò, e questa viabilità che va a intersecare via Villanova, che è qua sotto, che continua poi fino a via San Giacomo, quindi questa viene tolta. Anche qui sono passati più di 5 anni, il vincolo è decaduto, per cui viene soppressa. La numero 4 riguarda l'eliminazione di questa viabilità di progetto, caserma, uno degli ambiti di via Palazzine che abbiamo visto prima, sottopasso ferrovia, variante statale 14, per andare nella zona di via Ronchi, sì.
e questo non ha più una sua attualità, per cui viene tolto. La numero 5 riguarda la viabilità che collega via Palazzine con via Trieste, qui in realtà è impossibile realizzarla, per cui è stata tolta, demandando al PUA la valutazione che verrà approvato appunto dall'amministrazione per quanto riguarda la viabilità ciclopedonale. La numero 6 praticamente la numero 6 è questa zona che vedete qui, è l'asilo Nido, famoso, che conosciamo tutti. Si passa da F2V a zona per l'istruzione di interesse comunale. La numero 7 riguarda la bretellina di via Isonzo che dà accesso al parcheggio in fianco all'asilo. La numero 8 riguarda il progetto della rotonda che stiamo realizzando tra i comuni di Fossalta di Portogruaro e Portogruaro di intersezione della variante la 14 con il vecchio sedime della statale 14. Poi ci sono i vincoli cimiteriali. Ecco qua, questo è il cimitero capoluogo, quindi il rosso è la nuova fascia di rispetto. Vedete qui? Dove è la manina? C'è il vecchio ambito di intervento con le crocette. La numero 10, il cimitero di Lison. La numero 11, il cimitero di Pradipozzo. Il 12, il cimitero di Sumaga, sì. La numero 13, Porto Vecchio. 14, Giussago e 15, Lugugnana. Fine. Queste sono le modifiche che riguardano la variante numero 17. Presidente. Grazie architetto. Prima di dare la parola ai consiglieri, ci scusiamo con i cittadini per la difficile qualità di visione delle mappe presentate. Questo mi è arrivato e quindi tengo doveroso scusarmi. Bene, adesso discutiamo in merito ai comparti e alle varianti. Se ci sono interventi, alziamo la mano. Niente, interventi. Prego, consigliera Reghini. Intanto ringrazio l'architetto Scapin. Io vorrei fare una domanda che poi in realtà ho già posto a livello organizzativo per la proposta della delibera questa sera, del perché abbiamo atteso fino ad oggi, che è il 10 di agosto, per una delibera che stante che non sono pervenute osservazioni dal 21/07 con un consiglio comunale programmato a fine luglio, non era, e con una a quanto pare scadenza di un contributo potenziale che è stato detto in commissione che si rischiava di perdere, non si è potuto ragionare di accorpare questa delibera, evitandoci tutti di essere qui il 10 di agosto, ma anche per accelerare i tempi, e farla magari entro il 30 di luglio combinata con gli equilibri di bilancio. Preciso che questa cosa l'ho già fatta presente nella seduta di capigruppo al Presidente del Consiglio e la ribadisco stasera perché l'architetto Scapina ha ben precisato che non ci sono osservazioni, per cui credo che la delibera che abbiamo adottato il 21 di maggio di fatto è la stessa che approviamo questa sera, perché non dovendo valutare osservazioni, alla luce del fatto che il 21 luglio non ho niente, il 22 posso fare una delibera e portarla in Consiglio. Addirittura avevo detto al Presidente del Consiglio che sicuramente, stante che ci sono, lo spiego per i cittadini, delle dinamiche di convocazione del regolamento consigliare che prevedono dei giorni di convocazione, che il 30 di luglio doveva essere approvato comunque il bilancio, però si poteva benissimo fare una valutazione e capire con i capigruppo, noi saremmo stati sicuramente disponibili di convocare comunque il Consiglio, di fare le delibere e fare una commissione fra la convocazione
e la seduta, in maniera da evitare di essere qui il 10 di agosto e di affrontare un Consiglio Comunale per un punto più un altro punto che forse potevano essere discussi in altro momento. Questo, per quanto mi riguarda, è una mancanza di programmazione e sicuramente non credo di dire niente di strano, sono sicura che, visto e considerato che è agosto per tutti, credo che anche gli uffici avrebbero avuto più piacere di arrivare alla fine di luglio con le delibere chiuse, soprattutto se c'è un contributo su cui chiedo, se è possibile sapere che tipo di contributo è, per quale opera è, quando scade, quali vincoli comportava non avere l'approvazione della variante e di quanto si tratta, perché credo che questa sia una mancanza di organizzazione e di anche, personalmente dico, anche un po' di rispetto sia dei consiglieri e aggiungo anche di parte degli uffici comunali. Grazie consigliere Reghini. Altri interventi? No, ci sono altri interventi? Architetto Scapin, prego. Sì, per la questione dei tempi, no? Allora, la scadenza 21 di luglio. La variante deve andare in Consiglio Comunale e deve andare anche nella Commissione urbanistica preposta. Il tempo di valutare che non c'erano osservazioni, preparare la delibera, il Consiglio era il 27, andava convocato almeno 5 giorni prima, per cui ci siamo con... Vabbè, quindi questo è il motivo, tutto lì, niente di eccezionale. Poi sul discorso del contributo? Esatto. Sì. Vai tu, Assessore? Presidente? Sì. E per quanto riguarda invece il tema, che poi comunque ripasso la parola all'architetto Scapin per i tempi esatti per i vari fasi progettuali, noi abbiamo ricevuto un contributo con la legge 39 dalla parte della Regione per questa rotonda di cui abbiamo parlato prima, all'innesto della statale 14 con Fossalta, per la tangenziale di Fossalta. E sono 500.000 euro di contributo su 1.250.000 di lavori, e 1.200.000 di lavori, scusate, non 1.250.000. Questa richiesta è stata fatta insieme al Comune di Fossalta. Adesso è stato rifatto completamente il progetto da quella che era la parte iniziale dove abbiamo chiesto il contributo, perché è intervenuto sia il consorzio di bonifica che ovviamente le richieste per le nuove norme di sicurezza, per le rotonde eccetera, quindi abbiamo rifatto il progetto in base a tutte i vari enti, le richieste dei vari enti, e quindi adesso siamo pronti nelle fasi esecutiva. E dobbiamo fare l'accordo con ANAS per procedere con questo come si dice, progetto. C'è la prima scadenza il 2 ottobre, però a questo punto passerei esattamente a livello progettuale quali sono le scadenze precise per essere proprio ok? Architetto. Sì, grazie. Allora, Regione Veneto finanzia 500.000 euro questo intervento, gli altri 700.000 l'amministrazione sta ancora definendo la procedura per trovare l'accordo con ANAS, perché il totale del 1,2 milioni in realtà non ha la copertura se non per i 500.000. Il Comune di Fossalta è il comune capofila di questo intervento. Il bando prevede che entro il 2 ottobre ci sia l'affidamento dei lavori, ma quello che serve ai fini di questa sera è che il 7 di settembre deve essere approvato il progetto esecutivo. Per approvare un progetto esecutivo ci vuole anche la conformità urbanistica, che per il caso in parola viene data proprio questa sera. Okay? Quindi questa sera facciamo la conformazione urbanistica di questo intervento. Quello che vedete qui è quello che riguarda Portogruaro, quindi sono circa 2/3 di rotonda, l'altro terzo è in Comune di Fossalta. Fossalta poi ha tutto la
all'onere insomma, della Roggia Paolina, che corre, che viene giù di qua, il Consorzio ha prescritto una serie di operazioni insomma, che viene quasi raddoppiato l'alveo e addirittura c'è tutto un tombotto sotto la rotonda. Però il progetto lo stanno redigendo, quindi verrà anche presentato in comune questi giorni e quindi alla fine di settembre potrà anche essere disponibile perché la Giunta lo approverà, quindi sarà disponibile al pubblico e anche ai consiglieri. Ok? Grazie architetto. Bene, altri interventi? Prego, consigliera Moretto. Grazie Presidente. Mi riallaccio in parte all'intervento della consigliera Reghini e degli successivi interventi dell'assessore e del dirigente e poi aggiungo un'altra cosa. Questa che approviamo questa sera però è la medesima, se rimaniamo sul tema della rotonda di Fossalta di cui abbiamo letto notizie anche sulla stampa. Questa che approviamo questa sera è la medesima variante del 18 maggio. Sì, esattamente, no? Quindi nel frattempo sono intervenuti i finanziamenti eccetera, però diciamo questa conformità urbanistica che stiamo dando questa sera potevamo darla il 29 luglio. Faccio questo intervento per dire che sebbene siano intervenute queste positive novità, cioè quello che la consigliera Reghini diceva e che io condivido è che nulla da dire che questa sera ci troviamo a discutere, discuteremo anche di altre cose, però siccome molte volte in questo Consiglio sono emerse frasi, battute, considerazioni sui costi della democrazia, frasi, battute dalle quali ho detto sempre che bisogna stare attenti e tenersi lontani, noi questa sera siamo qui per discutere di una delibera che inizia il suo iter con il Consiglio Comunale del 18 maggio. Quindi i 30 giorni delle osservazioni, la convocazione della commissione urbanistica, tutte queste cose potevano essere inserite in un cronoprogramma che avrebbe fatto sì che la delibera fosse portata nel Consiglio del 29 luglio. Siamo qui, la votiamo questa sera, adesso dico delle considerazioni ribadendo cose che avevamo già detto, però prendiamo atto che siamo qui per una delibera che, a nostro parere, con una pianificazione che, mi scusi Presidente, ma prende in carico anche lei, che ha il compito di organizzare i consigli comunali, efficientare i lavori, eccetera, poteva essere inserita in un consiglio comunale precedente, facendo tutto il 29 luglio e permettetemi anche di dare ai cittadini conferma di alcuni diritti che hanno con qualche giorno di anticipo. Quindi questa è una considerazione che per me rimane valida pur avendo sentito le motivazioni che sono pervenute da un punto di vista tecnico. La programmazione dei lavori e anche delle convocazioni delle commissioni si doveva fare il 18 maggio e non oggi e mi pare che le buone notizie che riguardano la rotonda non inficino la delibera che è la stessa del 18 maggio e che quindi confermeremo assolutamente questa sera. Nel merito della delibera anticipo che per noi rimangono valide alcune considerazioni che avevamo fatto allora e in particolare sulle due varianti che riguardano la viabilità attorno ai 2 nuovi asili nido. Noi allora evidenziamo come eravamo chiamati a esprimere un voto su delle modifiche urbanistiche inerenti a una viabilità che ad oggi questo Consiglio Comunale non conosce, perché ad oggi noi non sappiamo quale sarà la viabilità definitiva che riguarderà la zona degli asili nido, più in generale, mettiamola così, non sappiamo qual è l'idea di viabilità che questa Giunta e questa maggioranza hanno rispetto all'intero anello urbano e centro storico, ma che quindi non ci sentivamo nelle condizioni di poter esprimere un voto rispetto a delle varianti che sono funzionali ad una viabilità che oggi né noi, né tantomeno i cittadini, né tantomeno le famiglie che usufruiranno dell'asilo nido da settembre ad oggi conoscono. Quindi io anticipo che rimangono le stesse considerazioni perché dal 18 maggio ad oggi nessuno della Giunta ha ritenuto di informarci su come, sebbene abbiamo sollecitato diverse volte, su come si modificherà, se si modificherà la viabilità intorno all'asilo nido. Grazie. Grazie consigliera Moretto. Altri interventi? Prego, consigliere Geronazzo. Grazie Presidente. Solo per agganciarmi alla mia collega o per ripetere
il suo pensiero, che in questo momento può essere anche il mio. Per quanto riguarda la variante 6 e 7, come ho già detto precedentemente negli altri consigli comunali, come potete pretendere che uno voti questa variante se non si capisce bene com'è la viabilità? È come dire: compro un pezzo di terra, devo fare la casa, no, faccio la strada per entrare senza sapere dove fare la casa. Quindi, per i cittadini, che vuol chiarezza, non sono contro la rotonda o non sono contro a questo o non sono contro all'altro. Il problema è, diteci, facciamo la rotonda e la viabilità verrà girata, la viabilità rimane tale, diteci cosa volete fare. Altrimenti è sempre la solita solfa che il 10 di agosto siamo qui a votare perché stiamo rincorrendo le cose che prima abbiamo sottovalutato. O veniamo in consiglio, come poco tempo fa, a contarci fandonie. Fandonie si può dire, no? Penso di sì che si possa dire che qui abbiamo sentito fandonie e qualcuno non si scusa anche. Per quanto riguarda la rotonda di Fossalta, chiamiamola rotonda di Fossalta per essere più chiari, come non si può essere d'accordo su un scempio che avevano fatto, non so se le autovie, l'ANAS o quell'incrocio che non si capisce bene neanche come prenderlo. Quindi lì l'intervento ci vuole, ma non ho ancora capito se l'accordo con Fossalta è fatto, se i 500.000 euro che arrivano sono tutti del comune di Portogruaro, perché prima ho sentito che sono 1.200.000, 1.250.000, una cosa del genere, ma ho sentito che presentate il progetto fra 2 o 3 giorni, quindi presentiamo il progetto ancora prima di sapere se la variante viene approvata. Già andiamo avanti, senza il rispetto delle cose e senza il rispetto dei voti, perché prima ho sentito che fra 2 o 3 giorni presenteranno il progetto della rotonda, ma dobbiamo ancora votare la variante, e se questa sera la variante non passa, abbiamo buttato via i soldi per il progetto? Non è un giusto lavoro, perché le cose si fanno graduatamente. Sì, perché diciamo che dal 18 maggio ad oggi tempo e acqua ce n'è passata, erba ce n'è cresciuta, quindi si potevano fare le cose nel giusto modo. Quindi su tutte le altre varianti non ho nulla da recepire, perché se nessuno fa le osservazioni è inutile recepire, ma ascoltatemi bene, sulla variante della rotonda, per capire quella in via Lisonzo, che io devo ancora vederla presentata, una bozza, anche se abbiamo chiesto più volte, fateci vedere cosa volete fare, fateci vedere cosa volete fare. Non ci è dato a sapere. L'hanno loro nei suoi cassetti, un giorno arriverà qui e questa è la rotonda, con la viabilità che abbiamo deciso solo noi. Non è questo, perché, signor Sindaco, vede, noi ci riempiamo la bocca con i soldi del PNRR, ma i soldi del PNRR, signor Sindaco, arrivano dall'Europa. Ho visto nei media un commento del nostro signor Sindaco, Corriere della Sera e Sole 24 Ore, mi sono rabbrividito. Al commento che ho visto del nostro signor Sindaco, il nostro signor Sindaco ha detto: e questa è l'Europa che le volete, tenetevela, senza tener conto che noi stiamo adoperando 22 milioni di euro che arrivano dall'Europa. Allora, visto che abbiamo la filiera, signor Sindaco, le dica ai suoi capi che non vuole rimanere in Europa, perché qui ci sono delle contraddizioni, o no? E non vado oltre. Allora, siccome che... Perché mi arrabbio? Perché
Se parla un cittadino è libero di esprimersi come vuole e come meglio crede. Ma quando parla il primo cittadino di Portogruaro, parla per l'intera cittadinanza. Quindi, signor Sindaco, quando scrive nei social nazionali, la prego di mantenere un po' di più attenzione e non dire ai turisti fate a meno, sull'altro post del Sole 24 Ore, fate a meno di andare in Spagna, rimanete in Italia. Ma secondo voi è un post di un sindaco? Fate a meno di andare in Spagna? Ma non l'ho capito. Mi rabbrividisco. Sì, ma e poi siamo gemellati con nostra. L'abbiamo chiamati qui? Rimaniamo nell'argomento, nella variante numero 17. Esatto, sto parlando, arrivo. E sto arrivando anche a quella roba lì, è che l'ho invertito, perché prima ho parlato della variante che è molto importante, quella di Fossalta, non certamente le due varianti della Rotonda che non si sanno bene ancora come fare. E dopo, mi ripeto, siccome il sindaco rappresenta la città di Portogruaro, quando si fanno post sui media nazionali, ricordarsi che rappresenta Portogruaro. Grazie. Bene, grazie consigliere Geronazzo. Assessore Fogliani, prego. Grazie Presidente. No, volevo fare solo due puntualizzazioni. Per quanto riguarda il piano di interventi 07, quello dell'ingresso dell'asilo per il parcheggio dell'asilo nido, ne abbiamo parlato 2 consigli fa, che abbiamo messo il finanziamento, e quello che vedete lì disegnato, che è la variante, prevede non una rotonda, infatti non abbiamo previsto una rotonda, ma un innesto nel parcheggio, e questo ne abbiamo parlato più volte. Non è vero che non sappiamo cosa facciamo lì. In questo momento lì noi facciamo un innesto, e questa è la prima cosa. Ci tengo a puntualizzarlo perché sembra che non ne abbiamo mai parlato, in realtà ne abbiamo parlato diverse volte. L'altra cosa invece, volevo anche dire questo: noi ci troviamo oggi anticipando i tempi il più possibile, perché così stiamo nell'iter del finanziamento, quello che diceva prima l'architetto Scapin, perché non abbiamo osservazioni. Se avessimo avuto osservazioni i tempi sarebbero stati diversi, invece così abbiamo potuto anticipare il più possibile per essere dentro nei termini di quanto era previsto e quanto è previsto per il finanziamento. Ecco, volevo fare queste 2 precisazioni. Grazie Assessore Fogliani. Visto che non ci sono altri, prego consigliera Moretto, secondo intervento. Grazie Presidente. Io ringrazio l'assessore per la precisazione. È vero che abbiamo parlato dell'innesto, tra l'altro con una delibera che, se ricorda bene, conteneva un errore formale e c'era scritto rotonda invece che innesto, e avevamo anche chiesto di modificarla, quindi insomma forse le idee non sono tanto chiare alla base, già se ci sono gli errori nelle delibere. Ma quello che noi chiediamo è una questione diversa: che lì sia necessario un innesto per un parcheggio che di fatto vediamo già, è evidente. Quello che noi chiediamo è: oggi noi modifichiamo uno strumento urbanistico che quindi è una cornice nella quale poi avvengono tutte le scelte successive, no? Cioè noi approviamo un quadro e lì dentro poi si innestano le scelte che verranno fatte negli anni rispetto a quelle zone, quei territori che oggi definiamo. Quindi quello che noi chiediamo è non se si conferma che si fa un innesto a funzione del parcheggio accanto agli asili nido, ma è come sarà definitivamente la viabilità a servizio di quella zona, non solo degli asili nido, ma delle scuole Pascoli e in generale delle scuole del centro, con l'aggiunta di questi potenziali ulteriori 100 utenti che non verranno a piedi all'asilo da soli, ma accompagnati probabilmente dai genitori, visto che hanno meno di 3 anni. Quindi quello che noi chiediamo non si può sempre minimizzare o ridurre il tutto a una cosa formale. Noi vorremmo che qui in Consiglio non ci si limitasse a ratificare delle questioni tecniche, ma che si discutesse
a un livello più generale delle scelte che si fanno e che quindi non si discutesse di un innesto o un parcheggio, ma di come disegniamo la viabilità di una zona così critica, delicata e centrale della nostra città. In questo Consiglio Comunale questo tipo di discussioni non si vogliono affrontare, perché tutte le volte che abbiamo chiesto di parlare del futuro degli uffici comunali, di parlare della viabilità, di parlare sempre ci stiamo lavorando, questa è la risposta, e benissimo che qualcuno ci lavori, non sarebbe male che ai cittadini e al Consiglio Comunale si raccontasse qual è il disegno finale che si vuole raggiungere, che nel mezzo si lavori, direi che sia il minimo, insomma siamo tutti qua per questo, a maggior ragione la Giunta, che è un organo esecutivo, ma quello che vorremmo è ogni tanto che qui si potesse discutere di qualcosa di prospettiva e delle idee che questa Giunta ha in mente rispetto ad alcune questioni che noi riteniamo fondamentali, come quella della viabilità. Questa discussione anche questa sera viene ridotta a c'è l'innesto o meno un parcheggio. Non è questo quello che chiediamo. Se parliamo due lingue diverse probabilmente ne prendiamo atto. Ecco. Grazie consigliera Moretto. Quindi prego consigliera Reghini, secondo intervento. Sì, sarò breve. In realtà sì, precedentemente mi sono concentrata molto sul metodo. È chiaro che rispetto all'asilo nido valgono, come è già stato detto dai consiglieri Geronazzo e Moretto, le considerazioni che erano già state fatte, e tra l'altro ricordo anche ai miei colleghi in opposizione che avevamo sollevato la questione della bretella sull'asilo richiedendo la convocazione di una commissione ancora forse un anno fa, penso, sulla quale forse è iniziata la diatriba del rifiuto delle commissioni da parte della maggioranza, perché non sono argomenti di competenza del Consiglio Comunale, quindi ed era collegata a tutta la dinamica dell'anello urbano, di che cosa si vuole fare del centro, eccetera, eccetera. Non solo cerchiamo di trovare gli spazi giusti per affrontare le questioni. Rispetto alla presentazione della delibera avevo detto al Presidente: bypassiamo anche noi come opposizione la rigidità delle convocazioni e ci mettiamo a disposizione degli uffici per concordare una commissione in mezzo l'ho detto prima, alla convocazione e alla seduta. Cerchiamo di venirvi incontro. Adesso ci troviamo come a maggio a votare di nuovo la questione della bretella dell'asilo, sulla quale sicuramente ci asterremo, come è successo quell'altra volta, per motivi evidenti, perché non c'è un quadro generale, e ci siamo costretti a cercare di chiedervi informazioni in Consiglio Comunale, che voi adesso ci dite non è la sede per affrontare la cosa. Vabbè, ma allora non c'è mai una sede per affrontare la cosa, la Commissione no, il Consiglio no, questo no, incontri pubblici sulla riorganizzazione della viabilità ai cittadini non li fate, aggiornamenti non ce ne sono, per cui noi chiediamo come dovremmo agire da cittadini e da consiglieri rappresentativi di una buona fetta dei cittadini, per avere delle notizie che credo siano naturali e anche, mi sento di dire, un diritto da parte della cittadinanza. Bene, grazie consigliera Reghini. Sono terminati gli interventi. No? Prego consigliere Geronazzo, secondo intervento. Grazie Presidente. Mi riaggancio a quello che diceva prima la collega e come mi diceva prima l'assessore. Lo so che lì viene una bretella, e sarò molto breve su questo intervento, che lì la bretella serve un innesto, ma noi che siamo qui tenuti a votare un cambiamento di viabilità, perché quando si fa una bretella è sempre una strada nuova, siamo tenuti anche a capire come sarà il domani di questo comparto, come pensiamo di fare, perché dire facciamo una bretella, ve l'ho già detto, e quant'altro non basta, bisogna avere un progetto generale. Quando si fanno
delle lottizzazioni non si costruisce subito 50 case, ma predisponiamo e abbiamo ben le idee chiare dove vanno collocate le case, cosa serve per fare quelle 50 case, perché è una progettazione. Qui noi stiamo facendo una bretella senza sapere domani cosa può succedere. E mi stupisco di questo. E mi stupisco che uno mi dica: te l'avevo già detto che facevamo una bretella. Lo sapevo già dal 2023, mi sembra, che lì dove si era ipotizzato una bretella, ma nel 2023 o 2024 non voglio sbagliare l'anno. Avevamo anche le idee molto chiare come fare, perché fare quella bretella e come fare, perché se qualcuno ce lo chiedeva, avevamo fatto anche un piccolo disegno e sostenevamo la nostra tesi. E tanto è vero che tante voci, tanto parlare, non si fa, e vedo ancora che quel risultato là mantiene ed è ottimo. Come in Via Valle non si fa, alberi, non alberi, anche consiglieri seduti dall'altra parte in maggioranza oggi, siete matti se voi andate a vedere Via Valle oggi, se voglio essere sincero, è un giardino. Ma questo qualcuno ha pagato per queste scelte. E vorrei che anche questa amministrazione sia chiara come allora di cosa voleva fare, non camuffarsi nelle cose che non si sa bene come fare. Grazie. Bene, grazie consigliere Geronazzo. Quindi abbiamo terminato gli interventi. Allora, prima di porre in votazione i singoli comparti, quindi dall'1 al 36, chiedo all'architetto Scapin di mostrarne uno alla volta prima di votarli, ma soprattutto mi riferisco ai scrutatori, cioè Barbisan, Drigo e Giuseppin, che mi aiutino nelle votazioni. Bene? Legge lei? Io vado con i voti. Prego. Allora, iniziamo la votazione come l'altra volta, la votazione per il comparto numero 1, via Palazzine. Allora, prego? Via Palazzine, comparto numero 1. Chi è favorevole? 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli, contrari 0, astenuti niente. 5. No, niente. È uscito a Favaro. Andiamo avanti. Favorevoli, quindi erano tutti? Tutti favorevoli? No, manca Favaro. Sì, ho capito, va bene. I scrutatori, ripeto, controllino le votazioni. Ok. Andiamo oltre. Comparto numero 2, via Palazzine. Favorevoli? 4, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti 0. Astenuti? 0. 0. Assente, sempre Mi Favaro. scusi, Presidente, mi scusi. Sono tutti favorevoli, anche la votazione di prima? Sì. Sì. Ah, ok. Sì. Ho contato fino a 9. No, non sono 9, Più sono più di 5 9. fa 14. 14. Avanti col 14 erano. Andiamo al 3. Comparto numero 3, viale Trieste. Favorevoli? Tutti sempre 14.
Contrari 0, astenuti 0, assente Favaro. Adesso il 4, giusto? Dica. Comparto numero 4, via Cimabue. Favorevoli? Quindi siamo 15. Contrari 0, astenuti 0. Prego. Comparto numero 5, via San Giacomo. Favorevoli? Sempre 15. Qua ci siamo. Comparto numero 6, via Palazzine. Chi è? Scevit. Sì. Siamo in 3 scrutatori. Ok, presenti. Sì, dai, è quello di adesso. Comparto numero 6, via Palazzine. Favorevoli? Quindi siamo 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12. Approvo 14. Sì. Comparto numero 7. Aspetti vita assente. Bene, comparto numero 7, favorevoli? 10, 15. Comparto numero 8, via San Giacomo. Favorevoli? Sempre 15. Comparto numero 9, via Friuli. Favorevoli? Sempre 15. Comparto numero 10, via Colombo, via Gaetano, San Nicolò. Favorevoli? Sempre 15. Comparto numero 11, via Colombo, Vivan. Vivan. Bon. Chi è favorevole? Quindi 14, unanimità. 14. Comparto numero 12, via Palestro, via San Nicolò. Favorevoli? È rientrato Vivan, quindi siamo in 15, giusto? No. 15. Allora 14. Come? No, Geronazzo non ha votato favorevole. Quindici. Comparto 13. Comparto numero 13, via Volpare, Ferrovia. Favorevole? Geronazzo, lei? No. 14. Contrari? 1. Però così non c'è. No, Geronazzo. No, non partecipa alla votazione ma rimane seduto però. Vabbè. Non si sa chi ha votato. Chi ha votato qua al comparto numero 13? Cosa ha votato? Contro? Cosa? Ho chiesto e lui ha detto contrario, ha alzato la mano contrario, consigliere Adrigo, e scrutatore sia più attenta perché io sono chiaro. Perché erano favorevoli tutti? No, andiamo avanti col 14. 14, via Cadorna. Favorevoli? Tutti. Comparto numero 15, via Colombo. Favorevoli? Tutti. 15. Comparto numero 16, via Udine. Favorevoli? Tutti. 15.
Comparto numero 17, via Campeio. Favorevoli? Tutti 15. Comparto numero 18, via Campeio. Favorevoli? Tutti 15. Comparto numero 19, via Pordenone Fornace. Favorevoli? Tutti. Comparto numero 20, via Gervino. Favorevoli? Tutti. Comparto numero 21, via Gervino Nord. Favorevoli? Tutti. Comparto numero 22, via Franca. Favorevoli? Geronazzo, lei? Bene, 15. Comparto numero 23, via Fornace. Favorevoli? Tutti. Comparto numero 24, via Fornace. Favorevoli? Tutti. Comparto numero 25, centro Pradipozzo, via Fornace. È uscito Vite. Vite è uscito, quindi chi favorevoli? Quindi 14. Vite assente. Comparto numero 26, centro di Pradipozzo, via Fornace. Favorevoli? 15. Siamo in 15. Comparto numero 27, via Gaule. Favorevoli? 15. Comparto numero 28, via Gaule. Favorevoli? 15. Comparto numero 29, via Cafai del Taù. Favorevoli? Tutti 15. Comparto numero 30, via Statuti. Favorevoli? Tutti 15. Comparto numero 31, via Santo Stefano. Santo Stefano. Favorevoli? Favorevoli? 15. Comparto numero 32, via Annia. Favorevoli? 15. Comparto numero 33, via Molino di Lugugnana. Favorevoli? Sempre 15. Comparto numero 34, via Marmolada. Favorevoli? Sempre 15. Comparto numero 35, via Chiesa. Favorevoli? Sempre 15. Comparto numero 36, via Chiesa. Favorevoli? Sempre 15. Bene. Prego, consigliera Moretto. Scusi Presidente, giusto per capire, perché forse anche da casa, ma quindi queste varianti sono tutte state approvate? Sì. Perché io non l'ho mai sentita dire approvato, perché da regolamento diciamo dovrebbe essere comunicata al Consiglio l'esito della votazione. Allora io sento favorevoli 15, bisognerebbe dire che la variante è approvata all'unanimità dei presenti e poi proseguire. Lo dico giusto perché anche noi abbiamo le idee chiare e anche chi ci segue da casa. Poi dopo abbiamo capito che la forma viene spesso subita come un po' un peso, però invece la forma è sostanza su queste cose. Allora specifico che i comparto dall'1 al 36 sono stati approvati. Adesso andiamo con la votazione numero 2.
Allora, vincoli preordinati all'esproprio, adeguamento della zona di rispetto del vincolo cimiteriale, modifica dalla numero 9 alla numero 15. Favorevoli? Sempre 15. Approvata. Aggiornamento, modifiche di alcune aree per opere pubbliche, vincoli preordinati all'esproprio e la modifica numero 1 di via Antinori. Favorevoli? Scusate, sulle opere pubbliche è possibile specificare, visto che sono solo 7, di che cosa si tratta? Perché tra via qui, via lì, via su, via giù un po'... visto che qui ci differenzieremo sulla votazione, sono 7, se specificate meglio, grazie. Qual è l'opera? Via Antinori? Dico io. Sì, via Antinori, l'opera è? Numero 1, modifica viabilità via Antinori, variante statale 14. Quindi siamo alla numero 1. Numero 1. Esatto. Quindi Favorevoli? unanimità. 15. Approvata. Modifica numero 2, rotonda di Viale Trieste. Favorevoli? E quindi la rotonda. Favorevoli? Consigliere Moretto, lei? Sì. 15. Approvata. Modifica numero 3, prolungamento di via Villanova a via San Giacomo. Favorevoli? All'unanimità. 15. Quindi approvata. Modifica numero 4, viabilità di progetto da via Palazzine. Favorevoli? Sempre l'unanimità. 15. Approvata. Modifica numero 5, viabilità di progetto da via Palazzine. Favorevoli? Sempre l'unanimità. 15. Approvata. Modifica numero 6, asilo nido. Favorevoli? Allora adesso contiamo 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 favorevoli, Contrari? contrari, astenuti? Astenuti 5. Astenuti 5, approvata. Modifica numero 7, bretella di via Esonso. Favorevoli? Favorevoli 10. Contrari? Astenuti? Astenuti 5. Approvata. Modifica numero 8, rotonda di via verso Fossalta. Favorevoli? Unanimità. All'unanimità, quindi 15. Approvata. Bene. Ora c'è la votazione sulla Sì. delibera. Un secondo solo, che vedo perché non trovo più niente qua in mano. Dove l'avevo messo? Votazione per la delibera. Sì. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, quindi pongo in votazione la presente deliberazione con voti palesemente espressa per alzata di mano. Chi è favorevole? Sempre 10. Chi è contrario? E chi si astiene? Astenuti 5, contrario 0. Pongo quindi in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 10. Chi contrari? Chi si astiene? 5. 10. Bene. Allora, presente delibera è stata approvata. Bene, passiamo, se trovo le carte. Dove ho messo?
Sì. Numero 3. No, ma devo segnare una per una. Questa è la 5. E questa. Boh. Adesso ci siamo. Bene. Allora comunico che sono pervenute 2 proposte di mozione sul medesimo argomento che quindi saranno discusse assieme. La prima mozione è stata presentata dai gruppi consigliari Fratelli d'Italia, Lega, Liga Veneta, Impegno e Serietà, Forza Italia in data 30 luglio 2026 con protocollo numero 32006 ad oggetto tutela del punto nascite dell'ospedale di Portogruaro e richiesta di mantenimento dell'operatività a fronte del DGR Veneto numero 453 del 28 maggio 2026. Bene, allora prego per la mozione, prego, illustri la mozione. Sì. Grazie Presidente. Visto anche come la mozione articolata è complessa, do lettura in maniera tale che anche chi ci ascolta da casa possa seguire i singoli passaggi, riservandomi poi in fase di dibattito un intervento successivo. I gruppi consigliari di maggioranza del Consiglio Comunale di Portogruaro esprimono preoccupazione circa i recenti provvedimenti che mettono a rischio il mantenimento dell'operatività del punto nascita dell'ospedale di Portogruaro e manifestano una convergenza ampia e convinta nella volontà di agire nella salvaguardia del servizio, che riveste un'importanza strategica per il territorio del mandamento e a sostegno delle politiche di attenzione intraprese verso le famiglie. Premesso che 1. Il decreto ministeriale 2 aprile 2015 numero 70 ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, fissando tra l'altro la soglia minima di 500 parti annui per la conformità dei punti nascita ai livelli essenziali di assistenza, e il successivo decreto ministeriale 11 novembre 2015, decreto Lorenzin, ha introdotto un protocollo metodologico per la valutazione delle richieste di mantenimento in attività dei punti nascita con volumi inferiori a 500 parti anno, in condizioni orogeografiche difficili, specificando i requisiti necessari al mantenimento degli stessi. 2. Il medesimo provvedimento ha attribuito specifici compiti al Comitato Percorso Nascita Nazionale, organismo tecnico istituito presso il Ministero della Salute, con la funzione di coordinamento permanente tra istituzioni centrali e periferiche in materia di qualità e sicurezza del percorso nascita, prevedendo la possibilità per le regioni e le province autonome di presentare al tavolo di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2015 richieste di deroga per il mantenimento in attività di punti nascita sotto soglia 500 parti annui e in condizioni orogeograficamente difficili. 3. La Regione del Veneto, con successive note trasmesse al Comitato Percorso Nascita Nazionale tra il 2017 e il 2023, ha formalmente chiesto la deroga dei punti nascita con volumi inferiori ai 500 parti annui. Da ultimo, con nota protocollo numero 451218 del 23 agosto 2023, ha ottenuto in data 28 maggio 2025 un parere positivo alla deroga per il punto nascita di Chioggia, la conferma dei punti nascita di Asiago e Venezia, un parere negativo alla deroga per i punti nascita di Valdagno, Adria, Portogruaro e Castelfranco Veneto. 4. La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione numero 453 del 28 maggio 2026,
ha preso atto del parere del Comitato Percorso Nascita Nazionale e del Comitato LEA, rilevando il rischio che la Regione venga considerata inadempiente per le annualità 2022 e 2023, qualora non proceda alla riconversione dei punti nascita che hanno ricevuto parere negativo alla deroga, tra cui il punto nascita di Portogruaro. 5. Nella medesima deliberazione, la Giunta regionale ha ritenuto necessario avviare un percorso di riconversione funzionale dei punti nascita substandard, prevedendo la revisione della rete regionale e imponendo la riorganizzazione entro la fine del 2026, articolata su fasi: sospensione ordinata della funzione parto nei presidi interessati, potenziamento delle funzioni di prossimità e del sistema di trasporto assistito materno. Considerato che 1. L'allegato A della DGR 453/2026 classifica il punto nascita di Portogruaro, ULS 4 Veneto Orientale, tra i presidi che hanno ricevuto parere negativo alla deroga da parte del Comitato Percorso Nascita Nazionale, indicando come azione prevista per il 2026 la riconversione funzionale del punto nascita, mentre per il punto nascita di San Donà di Piave è prevista la richiesta di deroga e il monitoraggio dello sviluppo di azioni. 2. Nella stessa DGR 453/2026, con riferimento specifico al punto nascita di Portogruaro, si riconosce che, pur mantenendo al di sotto della soglia minima dei 500 parti annui, si riscontra oggettivamente un trend in crescita nel periodo osservato 2021-2025 pari a 87 nati, dato che conferma una dinamica positiva del presidio. 3. I dati di attività del reparto ostetrico di Portogruaro mostrano una crescita costante delle nascite dopo la riapertura del servizio, sospeso per circa 22 mesi nel biennio 2014-2015. 257 nati nel 2021, 235 nel 2022, 274 nel 2023, 285 nel 2024 e 345 nel 2025, a dimostrazione di un progressivo recupero di fiducia da parte delle famiglie e di una crescente attrattività del punto nascita. 4. Il bilancio consultivo della ULS 4 Veneto Orientale evidenzia una gestione economica virtuosa. La relazione di performance 2024 riporta un utile di esercizio pari a 270.573 euro, mentre i dati pubblicati per il 2025 mostrano per l'ULS 4 un risultato di esercizio positivo pari a 1.836.596 euro, con differenza favorevole rispetto all'obiettivo assegnato di 336.596 euro, collocando il Veneto Orientale tra le aziende sanitarie più virtuose della Regione. 6. Ne consegue che la ratio economica della riorganizzazione, legata al contenimento dei costi, al rispetto dei vincoli di bilancio e alla razionalizzazione dei servizi substandard, non trova applicazione diretta nel caso dell'ULS 4 e del punto nascita di Portogruaro, dove la situazione economico-gestionale è in equilibrio e in attivo. 7. La relazione sociosanitaria della Regione Veneto, analizzando la mobilità sanitaria interregionale nel quinquennio 2019-2023,
evidenzia un saldo regionale della mobilità attiva passiva in miglioramento di circa 40 milioni di euro, con un impatto positivo sul bilancio consolidato regionale pari a 200 milioni di euro nel 2023, confermando che il sistema veneto è sempre più attrattivo verso pazienti di altre regioni. 8. La ULSS 4 Veneto Orientale, in particolare, registra una forte attrazione di pazienti da fuori azienda e da fuori regione, anche per effetto di investimenti tecnologici e di potenziamento dei servizi ospedalieri, con un bilancio 2024 che documenta una produzione di prestazioni specialistiche ambulatoriali pari a oltre 3 milioni di erogazioni annue e un risultato economico positivo. 9. Il mandamento di Portogruaro è il naturale riferimento sanitario di un territorio a fortissima vocazione turistica, che nei mesi estivi viene raggiunto da milioni di presenze nelle vicine località balneari di Bibbione e Caorle. In questo contesto, l'ospedale di Portogruaro garantisce assistenza sanitaria e ricovero per residenti e turisti, con un ruolo di riferimento per i casi clinici di maggiore complessità e urgenza che provengono dalle località balneari di Bibbione e Caorle, come evidenziato nei documenti dell'ULSS 4 e nei programmi Vacanze in Salute. 10. Il mandamento di Portogruaro è storicamente un territorio di confine amministrativo e sanitario tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La presenza di un presidio ospedaliero dotato di punto nascita rappresenta un elemento essenziale di coesione e di equilibrio rispetto ai flussi sanitari di confine, alla mobilità interregionale e alla distribuzione dei servizi essenziali tra le aree limitrofe. 11. La chiusura del punto nascita di Portogruaro determinerebbe un inevitabile spostamento delle partorienti verso altri presidi, segnatamente quelli oltre il confine regionale, con effetti diretti di spostamento della domanda sanitaria verso il vicino Friuli Venezia Giulia, producendo inevitabili ricadute economiche negative per la Regione Veneto. Aumento della mobilità sanitaria passiva e un indebolimento del ruolo dell'ULSS 4 come polo attrattivo per pazienti extraregione. 12. Una scelta di chiusura avrebbe anche impatti indiretti sugli altri reparti dell'ospedale di Portogruaro, riducendo l'integrazione tra servizi materno-infantili, pediatria, chirurgia e medicina, e rischierebbe di indebolire complessivamente il presidio, nonostante gli importanti investimenti effettuati negli ultimi anni: robot chirurgico Da Vinci, potenziamento di reparti e fondi per l'ampliamento. 13. Il punto nascita di Portogruaro ha ripreso l'attività dopo un lungo periodo di sospensione. Ha consolidato un trend di crescita delle nascite e ha sviluppato iniziative di informazione e coinvolgimento delle famiglie, open day, percorsi nascita, counseling ostetrico, contribuendo a ricostruire una relazione di fiducia tra comunità e ospedale. 14. Le ultime amministrazioni comunali di Portogruaro hanno investito concretamente nella natalità e nei servizi per l'infanzia, con la realizzazione di 2 asili nido di prossima apertura e politiche di sostegno alle famiglie, configurando la città come centro propulsivo di un progetto di sviluppo demografico e sociale coerente con il mantenimento di un punto nascita di prossimità. 15. Sarebbe profondamente contraddittorio, sul piano politico e programmatico, promuovere la natalità,
investire in servizi educativi per la prima infanzia e, contestualmente, accettare l'indebolimento o la chiusura del presidio ospedaliero che garantisce il momento della nascita nel territorio. 16. Nel dibattito pubblico recente, esponenti istituzionali, regionali e locali hanno già sottolineato come la chiusura del punto nascita di Portogruaro costituirebbe un grave colpo per il Veneto orientale, chiedendo l'adozione di una deroga e la ricerca di soluzioni che tengano conto della specificità territoriale e del trend in crescita del reparto. Tutto ciò necessariamente premesso, i gruppi consigliari di maggioranza, in piena convergenza di intenti, impegnano il sindaco e la giunta comunale 1. A rappresentare con fermezza in tutte le sedi istituzionali regionali e nazionali la posizione del Comune di Portogruaro a tutela del mantenimento operativo del punto nascita dell'ospedale di Portogruaro, valorizzando il trend di crescita delle nascite, la virtuosità economica dell'ULSS 4 e la funzione strategica del presidio per il mandamento e per il Veneto orientale. 2. A richiedere formalmente alla Regione Veneto e all'ULSS 4 Veneto Orientale di attivare nel quadro della DGR 453 del 2026 ogni possibile iniziativa presso il Comitato Percorso Nascita Nazionale e il tavolo di monitoraggio ministeriale affinché vengano rivalutate alla luce dei dati aggiornati e del contesto territoriale le condizioni per il mantenimento in attività del punto nascita di Portogruaro, anche mediante strumenti di deroga o soluzioni organizzative innovative compatibili con gli standard di sicurezza. 3. A sollecitare la Regione del Veneto affinché, nella riorganizzazione della rete dei punti nascita e nella revisione dei bacini di afferenza hub e spoke, tenga conto del ruolo del mandamento di Portogruaro come area di confine ad altissima vocazione turistica, assumendo la tutela del punto nascita come elemento di equilibrio territoriale e di salvaguardia della mobilità sanitaria attiva verso il Veneto. 4. A promuovere, in raccordo con l'ULSS 4, le amministrazioni comunali del mandamento e gli altri enti territoriali, un confronto strutturato con la Regione e con il Ministero della Salute, finalizzato a definire un percorso condiviso che consenta di mantenere l'operatività del punto nascita di Portogruaro, integrando le misure di sicurezza e di appropriatezza clinico-assistenziale richieste dai decreti nazionali e dal Comitato Percorso Nascita Nazionale. 5. A dare piena informazione alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori sanitari sulle ricadute della DGR 453 del 2026 e sulle iniziative intraprese dal Comune, favorendo la partecipazione attiva della comunità e del territorio del mandamento nella difesa di un presidio sanitario considerato essenziale per le famiglie, per le giovani generazioni e per milioni di turisti che ogni anno afferiscono alle località costiere dell'Alto Adriatico. 6. A trasmettere la presente mozione alla Giunta regionale del Veneto, all'ULSS 4 Veneto Orientale, al Comitato Percorso Nascita regionale, al Comitato Percorso Nascita nazionale e ai parlamentari del territorio, chiedendo che venga assunta nelle valutazioni programmatorie e che siano valutate tutte le possibili soluzioni per mantenere attivo il punto nascita di Portogruaro, nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità assistenziale. Portogruaro, 30 luglio 2026, a firma del gruppo consigliare Fratelli d'Italia, Gabriele Veri, Francesco Bergamo, Carmen Marzola, Filomena Nigro. Gruppo consigliare Lega Liga Veneta, a firma Guido Giuseppina, Florio Favero, Loris Witt. Gruppo consigliare Impegno Serietà, a firma Leonardo Barbisan, Matteo Vivan.
Gruppo consigliare Forza Italia a firma Pietro Rambuschi. Grazie. Grazie consigliere Giuseppin. Quindi la seconda mozione è stata presentata in data 5 agosto 2026 con protocollo numero 32619 dai consiglieri comunali Moretto, Camillo, Geronazzo, Areghini, Caneo, Drigo, ad oggetto azioni per evitare la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Portogruaro. Passo la proposta ai proponenti per la lettura. Prego, consigliera Moretto. Grazie Presidente. Anch'io procedo con la lettura del documento che abbiamo scelto di stendere in maniera molto stringata per andare direttamente al punto e cercare di cogliere la questione nel suo nodo essenziale. Ci tengo anche a ribadire il titolo che abbiamo scelto di dare a questa mozione, che è azioni per evitare la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Portogruaro, non a caso, ma perché le delibere purtroppo parlano chiaro. Il Consiglio Comunale, le delibere regionali, non le nostre ovviamente. Il Consiglio Comunale di Portogruaro, preso atto della delibera della Giunta regionale del Veneto numero 453 del 28 maggio 2026, che aggiorna la rete dei punti nascita stabilendo, aperte virgolette, la riconversione funzionale del punto nascita di Portogruaro, ovvero la sua assegnazione a sede di servizi dedicati alla pregravidanza, gravidanza e postpartum, escludendo il parto dalle attività che possono esservi svolte. Considerato che tale decisione consegue al parere negativo del 28 maggio 2025, quindi di un anno fa, fornito dal Comitato Percorso Nascita Nazionale alla richiesta di deroga alla chiusura dei punti nascita con parti inferiori alle 500 unità inviata dal Veneto in data 23 agosto 2023. Nel 2025 il punto nascita di Portogruaro si è mantenuto al di sotto dei 500 parti, pur registrando un trend di crescita nel periodo 2021-2025 pari ad 87 nati. Non sono note le iniziative che il Comune di Portogruaro e la Regione Veneto abbiano eventualmente messo in atto dal 28 maggio 2025, data del parere negativo alla deroga, al 31 maggio 2026, termine ultimo per l'adozione della decisione definitiva di chiusura. Ritenuto che il punto nascita di Portogruaro rappresenti un presidio fondamentale per un'area vasta e di confine e per questo vada mantenuto garantendo gli adeguati standard di sicurezza, il mantenimento di un punto nascita che da anni, con fasi alterne, ha convissuto con il rischio della chiusura necessiti di un piano chiaro e solidamente finanziato volto al suo sviluppo sia in termini di personale sanitario che di attrezzature. Ricordo anche che non si partorisce con il robot, servono altri tipi di attrezzature. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere la presenza di rappresentanti della Giunta regionale del Veneto e della direzione dell'ULSS in un imminente Consiglio Comunale aperto, volto a comprendere le reali possibilità di rivedere la scelta di chiusura del punto nascita di Portogruaro. Questa mozione, come ha ben detto lei, è stata depositata in un momento successivo rispetto alla mozione che è stata illustrata prima. È una mozione che ha un impegno solo, molto semplice, che ricalca tra l'altro gli impegni che si erano assunti i capigruppo e che anche pubblicamente si era assunto il sindaco, quindi noi ribadiamo anche in questa sede la nostra disponibilità al fatto che questo impegno venga condiviso e che si trovi quindi una soluzione unitaria nella discussione su questo tema così importante. Grazie. Bene, grazie consigliera Moretto. Quindi passiamo la parola per gli interventi. Prego, consigliere Favro. Grazie Presidente. Non c'è di peggio che sentire in un certo momento della vita che c'è il tentativo, c'è la prospettiva, c'è il progetto di chiudere un punto nascite a Portogruaro come se fosse un negozio, un punto commerciale. E la crisi demografica studiata negli ultimi 25 anni non appartiene a un singolo governo o a una singola stagione politica. Attraverso governi
di varie estrazioni, e quindi quella che sta alla base di tutto è che è un problema, è una questione nazionale e che richiede continuità nelle politiche per le famiglie a livello nazionale. Oggi non prendo la parola per difendere soltanto un reparto ospedaliero, prendo la parola per difendere un'idea di futuro. Perché un punto nascite non è semplicemente il luogo in cui vengono al mondo dei bambini, è il luogo in cui una comunità rinnova se stessa, è il primo presidio della speranza. La normativa nazionale stabilisce che un punto nascite debba raggiungere 1000 parti all'anno, prevedendo deroghe in situazioni molto particolari. Lo scriveva in legge per questioni di sicurezza ed è una posizione rispettabilissima. Ma quando quella regola venne definita, il nostro Paese era profondamente diverso. L'Italia registrava un numero di nascite molto più elevato rispetto a oggi. Oggi invece siamo di fronte a un fenomeno che tutti conosciamo. La natalità è crollata, ma non è crollata a Portogruaro. Sono dati Istat, basta leggerli. Io oggi sono andato in internet velocemente, basta chiedere dammi tutti i dati demografici dal 2000 al 2025. Quindi ho guardato 25 anni, sempre e costantemente in decrescita, soprattutto dal 2008 in poi. Però anche gli anni precedenti non cambiava molto. E allora la domanda che dobbiamo porci è semplice. Possiamo continuare a utilizzare gli stessi parametri numerici di 16 anni fa, ignorando il cambiamento demografico che ha investito l'intero Paese? Io credo che una buona legge debba saper evolvere insieme alla realtà. Perché una norma che ieri era ragionevole può diventare oggi inadeguata se il contesto cambia profondamente. Nessuno di noi chiede di abbassare gli standard di sicurezza, anzi, la sicurezza delle madri e dei bambini deve restare un principio assoluto e irrinunciabile, ma sicurezza significa anche garantire prossimità. Significa evitare che una donna debba affrontare decine di chilometri durante il travaglio. Cortesia, un attimo. Consigliere, se vuole abbassare i toni. Proviamo a pensare di andare a San Donà di Piave a 35-50 chilometri, chi abita a San Michele al Tagliamento, di distanza percorribile in 40 minuti, ammesso e concesso che per le stesse motivazioni non chiudano anche San Donà. È strano che nella delibera ci sono tutti i comuni sotto le 500 nascite e San Donà non ci sia, ma lo valuteremo approfonditamente in futuro. Non è questo il momento per Portogruaro insieme alle altre città di affrontare anche questo tema. Andremo tutti a Pordenone in Friuli, arrivando in poco più di 20 minuti percorrendo un'autostrada quasi deserta. Mi sembra che la risposta sia evidente. Se la Regione non volesse perdere neanche un atto del nostro mandamento, non penserebbe mai alla chiusura del punto nascite di Portogruaro. Mantenerlo e aumentare le sue capacità e il suo livello, anche applicando nuove regole, significa assicurare ad un territorio un servizio essenziale. Significa permettere alle famiglie di sentirsi protette proprio nel momento più importante della loro vita. Portogruaro non è un piccolo paese isolato, è il riferimento naturale di un territorio vasto che serve migliaia di cittadini del Veneto orientale e rappresenta un punto di equilibrio anche per le aree confinanti. Perdere il punto nascite non significherebbe soltanto spostare delle statistiche, significherebbe impoverire un intero territorio. Ma permettetemi una riflessione ancora più profonda. Da anni sentiamo ripetere che bisogna contrastare la denatalità. Dal 2000 in poi ogni governo, ogni regione ha sempre avuto questa posizione, che bisogna aiutare i giovani, che bisogna sostenere le famiglie. Sono parole che condividiamo tutti.
Chi non potrebbe? Ma le parole devono trasformarsi in scelte coerenti. Il Comune di Portogruaro ha compiuto una scelta importante. Ha investito per la prima volta nella sua storia in un nuovo asilo nido pubblico da 115 posti che aprirà nel prossimo settembre, fra un mese neanche. È un investimento importante, un investimento pensato non per oggi ma per i prossimi decenni, perché abbiamo imparato dai paesi del nord, ma anche semplicemente dal Trentino Alto Adige, che le famiglie fanno figli quando sentono di poter contare su servizi efficienti, continui e vicini. Il punto più importante non è soltanto come far nascere un bambino, ma creare un sistema che renda più facile avere un figlio. I paesi che ottengono risultati migliori tendono a mettere insieme gravidanza, parto, primi mesi, nido, conciliazione, lavoro, famiglia. L'asilo nido non è soltanto un edificio, è una politica per la natalità, così come il punto nascita non è soltanto un reparto ospedaliero, è una politica per la natalità. Se vogliamo davvero invertire il declino demografico, dobbiamo costruire una filiera della fiducia, dal consultorio alla PMA, procreazione medica assistita, e al punto nascita, dal pediatra all'asilo nido, dalla scuola ai servizi per le famiglie. Perché una coppia sceglie di avere un figlio quando sente che le istituzioni saranno al suo fianco, al loro fianco. Ma quando percepisce che un servizio dopo l'altro, quel sostegno viene meno, non si può fare nulla. Nel nostro territorio abbiamo un esempio di pura lungimiranza sociale svolta da una famiglia di grandi imprenditori di Portogruaro, la famiglia Marzotto. Da più di 70 anni hanno creato e ogni anno la mantengono viva una filiera sociale a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, anche se nel privato. Asilo nido, scuola elementare, dopo scuola, case, nel passato ospedale, ora investimenti a favore della sanità pubblica, impianti sportivi, luoghi di ritrovo e luoghi di svago. A volte, e direi sempre, basta copiare il meglio che c'è intorno a noi, ma lo diciamo in tutti i settori, anche nel mio. Non c'è più nulla da inventare, basta copiare il meglio. Rivolgiamo allora un appello alla Regione Veneto e ai vertici della nostra ASL. Abbiamo bisogno del vostro coraggio. Io spero che la maggioranza e la minoranza convergano in un'unica mozione, in un unico scritto, in cui anche il punto di aprire alla cittadinanza, aprire a tutti un nuovo incontro per poter discutere anche con le autorità regionali e non, e io dico anche governative, del problema. Non abbiamo bisogno del coraggio, ripeto, delle persone di alti vertici, non del coraggio di fare un'eccezione. Noi non vogliamo eccezioni, ma del coraggio di aprire una riflessione nazionale, di chiedere che i criteri vengano aggiornati alla realtà demografica dell'Italia di oggi. Se tutti i comuni anche di 50.000 abitanti fanno nascere 400 nuovi bambini, è evidente che probabilmente dobbiamo agire su altri fattori per farne nascere di più. Perché mantenere servizi essenziali nei territori non significa andare contro la sostenibilità, significa investire nella sostenibilità sociale del Paese. E ci rivolgiamo anche ai legislatori. Quando discutete di numeri, ricordatevi che ogni numero rappresenta una famiglia, ogni famiglia rappresenta una storia, ogni storia rappresenta il futuro dell'Italia. Noi oggi non chiediamo un favore, chiediamo una scelta lungimirante, perché il problema non è soltanto quanti bambini nascono a Portogruaro, il problema è quanti bambini nasceranno in Italia nei prossimi 20 anni. E se davvero vogliamo che siano di più, non possiamo continuare a chiudere proprio i luoghi che accolgono la vita. Concludo con una riflessione. Le infrastrutture più importanti di un paese non sono soltanto strade, ponti e ferrovie, è ovvio che servono per l'imprenditoria, per tutti noi, e lo sappiamo quanto. Sono anche quei luoghi dove una madre e un padre tengono per la prima volta
il loro figlio. Se perdiamo quei luoghi, perdiamo qualcosa che nessun bilancio potrà mai misurare. Difendere il punto nascite di Portogruaro significa difendere la fiducia delle giovani famiglie, significa difendere il diritto di un territorio a guardare avanti, significa soprattutto scegliere il futuro. Il futuro da sempre comincia con un bambino che nasce. La nostra non è una protesta, ma vuole essere, come siamo soliti fare, una proposta. Proponiamo l'istituzione di un tavolo permanente tra Regione, ULSS 4 e Comuni del Veneto orientale per valutare il ruolo strategico del punto nascite di Portogruaro, tenendo conto non solo dei numeri dei parti, ma anche il bacino di utenza, dell'accessibilità territoriale, della qualità clinica e delle politiche locali a sostegno della natalità e anche del grande numero di turisti che passano le vacanze da noi. Se lo facciamo e siamo convinti tutti, coinvolgendo il Ministro della Salute e tutte le forze politiche dell'arco parlamentare e regionale, sicuramente riusciremo a potenziare e non a cancellare un reparto importantissimo per la vita e il futuro di tutti noi. Grazie. Grazie consigliere Favaro. Prego consigliere Areghini. Io ringrazio il consigliere Favero perché ci sono dei passaggi dell'intervento del consigliere Favero che io penso di aver già detto in altre sedi, nella conferenza dei capigruppo che abbiamo chiesto a giugno, e sulla quale peraltro mi sarebbe piaciuto che ci fosse un intervento del genere. Mi dispiace dover attendere il Consiglio Comunale per sentire un intervento su cui c'è uno slancio di prospettiva che va al di là di quello che è purtroppo la realtà con cui facciamo i conti. E tra l'altro mi viene da dire, il suo discorso è quasi una terza mozione su cui si potrebbe lavorare, perché il tavolo permanente dell'ULSS, per fare con l'ULSS e tutti i soggetti che ha citato, è qualcosa che non c'è scritta nella mozione proposta dalla maggioranza e che credo che sia una proposta seria e che vada al di là io l'ho chiamata nella conferenza di capigruppo dove c'era il sindaco a giugno, la battaglia dei comuni per decidere chi fa più nati o chi ne fa di meno. Il problema è a monte e quindi c'è una necessità di fare un altro ragionamento. Ma perché non c'è questo impegno, visto che l'avete proposto? C'è da dire che non stiamo nessuno sfidando, ma stiamo tutti dicendo dobbiamo portarci a casa il servizio. Motivo per cui avevamo parlato di fare un consiglio comunale aperto, su quale si era concordato, perché è giusto che quello che diciamo stasera, che idee, spunti, proposte, che sono quelle che ho sentito, ma possono essere anche altre se ci lavoriamo insieme, possono essere proposte dall'intero Consiglio a chi sta facendo scelte o propone delle scelte ai livelli nazionali o sui tavoli di lavoro sulla natalità, ai comitati nazionali, eccetera. Quindi, considerato che avevamo detto nella conferenza dei capigruppo che ha preceduto questo Consiglio Comunale, eravamo presenti io e il consigliere Geronazzo e avevamo chiesto, e così anche il verbale dice, che chiedevamo un incontro per valutare un documento condiviso che fosse propedeutico alla votazione delle mozioni e che fosse antecedente al Consiglio Comunale. Noi abbiamo fatto questa richiesta, non c'è stata una risposta, quindi ci chiediamo oggi, considerato anche questo intervento, se è possibile trovare una via
è una soluzione condivisa, considerato che la cosa che avevamo chiesto, e non va, l'ha detto prima la consigliera Moretto quando ha presentato la mozione, non va nettamente in contrasto con nulla di quanto è stato deciso sono stati fatti da qui fino dall'8 di giugno, quando avevamo chiesto come gruppo la conferenza dei capigruppo sul tema del punto nascite, non va nettamente in contrasto con nulla di quello che è stato detto, e avevamo chiesto in conferenza dei capigruppo di aggiungere, di valutare almeno l'impegno di fare il Consiglio Comunale aperto, che stante una situazione che condivido con la consigliera Moretto sembra un dato di fatto, è necessario che sia imminente, anche per proporre soluzioni che vanno al di là da quello che è stato normalmente la decisione di aprire o chiudere o prorogare i punti nascita. Noi siamo qui a disposizione, sento che il consigliere Favero ha chiesto una apertura, noi l'apertura l'abbiamo data, abbiamo chiesto un incontro, abbiamo detto che possiamo valutare di fare un testo insieme, ve la rilancio anche, che ha valenza, ovviamente una valenza politica condivisa, e la rilancio, si può anche far sì che il Consiglio Comunale aperto su cui ci eravamo impegnati lo portiamo avanti, sospendiamo le mozioni, costruiamo un documento unico che verrà votato in quella sede in maniera condivisa e su cui possiamo lavorarci magari non in 2 ore o in mezz'ora, ma in qualche ragionevole settimana, che mi sembra la cosa necessaria per anche aprirci a un dibattito e un dialogo che forse è meno difficile di quello che a volte pensiamo, perché se tutti quanti vogliamo mantenere il punto nascite, condivido col consigliere Favero che dobbiamo fare ragionamenti completamente diversi e proporli in maniera diversa, non cercando di tutelare i partiti, ma cercando di tutelare i servizi ai cittadini, e credo che stasera questa sia l'intenzione di tutti. Da parte nostra c'è questa disponibilità. C'è anche una controproposta per fare un lavoro ancora di più condiviso e ragionato, perché la forza di un territorio e di un consiglio comunale come quello di Portogruaro, di fronte ad aperture in altri comuni, come avete citato quello di San Donà, credo che per avere una voce forte con un territorio di 40.000 abitanti, con una vicinanza a Jesolo, con una vicinanza a Venezia, sia necessario che sia una voce che non sia solo di una parte politica, ma che sia di un consiglio comunale intero e che sia anche di una conferenza dei sindaci, forse anche di un ULS. Ricordo, come spesso diciamo, che quando non abbiamo chiuso l'ospedale, perché abbiamo lavorato insieme nel 2014 e nel 2015, quindi magari a voi non fa piacere sentirlo, ma almeno ragionare sul fatto di condividere un percorso credo che sia la via corretta. Se stasera usciamo con 2 mozioni votate diversamente nel rispetto di una volontà comune di mantenere un servizio di punto nascite, anche pensando a logiche differenti dalle attuali, e veramente accolgo parte di quello che è stato detto, non è una responsabilità che va imputata a noi se il Consiglio viene diviso in un tema del genere, perché noi siamo qui ad attendere una disponibilità, e di proposte ne abbiamo fatte dall'8 di giugno diverse. Grazie consigliera Reghini. Altri interventi? Prego, signor Sindaco. Consigliere. Grazie Presidente. Io vi ringrazio di aver detto tutte queste bellissime cose tutti quanti, perché credo che tutti noi vogliamo la stessa identica cosa, e quindi perché
sconfiggere la democrazia come è successo ancora una volta oggi. Cioè, mi vado a spiegare. Bello, perché non fare una cosa unica? Perché non fare una cosa unica? Perché non fare cosa unica? Io alle 18:30, come d'accordo nella capigruppo, mi trovavo qua ad aspettare i gruppi di minoranza per fare la mozione unica, dove si era detto ci troviamo alle 18:15, anzi 18:15, no, facciamo alle 18:30, tanto le cose... No, è inutile che mi legga il verbale, so che nel verbale non c'è scritto. So che nel verbale non c'è scritto, tant'è che mi sono anche arrabbiato perché si è omessa, ma una dimenticanza. Io sono eticamente corretto, capisce? Le parole valgono molto più degli scritti a volte. Le parole valgono molto più degli scritti. Si era detto ci troviamo 18:15, anzi no, facciamo 18:30 perché manca poco e aggiungiamo semplicemente quell'impegno, e gli ho chiesto quale impegno? Quello di fare la capigruppo, il consiglio aperto. Benissimo, disponibilissimo, apertura piena, e questa sera mi sento dire che sarebbe stato bello così, sarebbe stato bello così, e io ho corso come un pazzo per essere qua alle 18:30, come correrebbero tutti, ed ero qua da solo, e dopo sono arrivati anche gli altri 2 capigruppo di maggioranza. Allora, sì, puoi rispondere quanto vuoi dopo, quanto vuoi rispondi dopo. Sento parlare di rispetto tutta la sera, e questo cos'è? Questa assenza cos'è? Mancanza di rispetto o no? Sento parlare di regole, e queste non sono regole. Io ritengo una capigruppo alla stessa stregua di un consiglio, come impegno mio, civico, ok? L'etica vuole che gli accordi presi nella capigruppo siano regole anche quelle, regole di correttezza, per non parlare dell'importanza dell'argomento. Su un argomento così importante bisognava trovarsi anche un'ora prima, ok? Benissimo. Si era concordato che è giusto che tutti quanti sappiano cosa si era concordato, che non è scritto nel verbale, e mi sono arrabbiato, e qualcuno lo può dire, perché non è stato scritto, ma io sono un uomo e non è scritto sul verbale, e quando ci siamo guardati negli occhi ci vediamo alle 18:30, è giusto che lo sappiano, quello che non è stato scritto. Benissimo, allora io ho sbagliato, sono venuto qua per sbaglio, io seguo solo gli iscritti, benissimo. E lei non ha sentito questa frase che dice dobbiamo 18:30? Se è onesto, sì, benissimo, intervenga dopo. Quindi, a prescindere da questa premessa, perché credetemi, non volevo proprio, ero venuto in pace stasera, ero venuto in pace alle 18:30, e le corse che ho dovuto fare, perché poi, come giustamente dite voi, in agosto si fa le corse perché si è in ferie, sono arrivato anche molto prima, tant'è che mi ero sbagliato, ero rimasto alle 18:15, alle 18:15 ero qua, trafelato di corsa perché volevo fare una mozione unica. Perché Fratelli d'Italia, come tutti gli altri gruppi di maggioranza, crede che dovremmo lottare coi denti per questo punto nascite, e lo faremo. Preavviso a chi ci ascolta da altri posti che noi lo faremo, lotteremo con i denti, che ci siano uniti, divisi, non importa, noi lotteremo coi denti. Perché? E qui andiamo un attimo sull'argomentare. Perché è stato già ampiamente spiegato, ma parte da un decreto sbagliato, che forse era giusto al tempo, che ha fatto qualcuno che sappiamo e qualcuno anche ha votato, ok? Perché non prevedeva o non guardava quali erano i trend delle nascite, e lo metteva, la ratio di questo decreto era l'aspetto economico. Benissimo, io da bancario dico, se l'aspetto economico era la ratio di questo decreto, è assolutamente da cambiarne i parametri, i parametri di valutazione per la chiusura dei punti nascite, perché di fronte a un'ASL virtuosa come l'ASL 4 non ha nessun senso chiudere un punto nascite, perché se sta andando bene il bilancio, perché devo chiuderlo? Se sono un comune, mi invento un nome, Portoguaria, no, non faccio questo tipo di paragoni, perché Italia è Italia per me. Però ci sono posti in cui non solo nascono meno di 500, ma le ASL sono in deficit, allora forse lì il ragionamento va fatto, ma qui no. Ed è quindi deve nascere, voglio pregare la Regione, i nostri vertici nazionali, chiunque sia, e questo che ci tengo moltissimo, che si vada a intervenire proprio lì, dove si può variare questa legge, si può variare, perché va variata, i parametri devono essere diversi. Cioè il 500 nascite non è un valore assoluto per una chiusura, ok? Ci devono essere altri parametri, è quello della
sostenibilità economica, si parla tanto di sostenibilità, si parla tanto di natalità e giustamente, come diceva il sindaco, il consigliere Florio prima, si parla tanto di natalità, ma io se sono un padre o una mamma e non ho i servizi vicino, ci penso 2 volte prima di fare un figlio. O meglio, siccome mi trovo a Portoguaro, insomma, non sai che vado a Sondolana, la strada non è che siano tanto facili arrivare fino a Sondolana, e vado in Friuli. Intelligentissima scelta economica, e torno sulla parte economica, la regione Veneto che poi deve pagare il Friuli. Quindi è un fallimento, sarebbe un fallimento totale sotto tutti gli aspetti, ed è per questo che noi come Fratelli d'Italia, ma mi pare di aver capito anche gli altri gruppi, lotteremo con i denti per questo punto nascita. Grazie. Allora, grazie consigliere Verri, ma prima di dare la parola ad altri io sospenderei 5 minuti e se vuole, va bene. No, era per fare un documento eventualmente unico. Prego consigliere Arrighini, allora, vada. Mi scuso se c'era l'intervento del sindaco, ma credo che sia necessario che ci spieghiamo. Mi dispiace che ci sia, evidentemente c'è stato un equivoco, perché è chiaro che rispetto a delle titubanze che c'erano in conferenza dei capigruppo, e guarda caso sia io che il consigliere Geronazzo ci siamo sentiti e abbiamo detto: ma ti hanno chiamato? No, siccome c'era una titubanza, noi abbiamo detto: boh, cosa facciamo? Siete voi che avete la palla in mano, e avremmo potuto forse non essere qui. Però, visto che si tratta evidentemente di un equivoco, perché se in 2 non l'abbiamo capito, sospendiamo il consiglio adesso. Qual è il problema? Nessun problema. Perché per me si Però, può fare una mozione unica aggiungendo il vostro impegno e aggiungendo l'idea del sindaco Florio. Scusi consigliere Verri, però intanto io non ho avuto questi toni. Il fatto che ci sia... No, io non ho avuto questi toni e lei deve portarmi rispetto ai toni che ha, rispetto al fatto che io e un altro consigliere abbiamo capito determinate cose. Lei sa perfettamente che c'erano delle titubanze, tant'è che abbiamo modificato quel verbale 4 volte per capire come mettere, perché c'era una titubanza. Allora, la titubanza presente, uno lascia che ci sia da parte vostra le decisioni del caso. Tuttavia, ribadisco, è un equivoco, nel rispetto che sia un equivoco. Chiedo che cortesemente abbassiamo un attimino l'atteggiamento e ci scusiamo anche di rivolgersi così, come per dire: ah, l'avete tutta calcolata sta cosa, perché poi anche questo atteggiamento non mi sembra molto corretto, non mi sembra per niente corretto. E sospendiamo il consiglio e ragioniamo su quello che c'è, perché insultare 2 consiglieri comunali che hanno capito evidentemente la stessa cosa, dire che io non ho mai proferito un insulto, consigliere Verri, è un dialogo e non la sente nessuno. Presidente, faccia ordine! Io non ho insultato nessuno e tendo a non insultare nessuno, non ho proferito mai un insulto da parte mia, però tacciare che il nostro è un comportamento calcolato, questo sì, perché se non siamo venuti non siamo irrispettosi. Consigliere Verri, alla parola la consigliera Arrighini. Abbassiamo i toni, visto che a me interessa che parliamo del punto nascite, sospendiamo il consiglio e facciamo questo documento univoco. Rilancio anche ciò che ho detto prima, perché considerato che c'è una terza mozione interessantissima, sì c'è, perché il tavolo di lavoro dell'ULSS, consigliere Favero, ha detto lei del tavolo di lavoro, a me fa piacere inserire questa cosa nel documento, perché non l'avete inserita? Per me è una proposta corretta, perché non l'abbiamo inserita? Inseriamola. Modificare un documento significa anche fare questo, proporre delle cose che hanno un senso e inserirle all'interno di un documento. Vi ho fatto una proposta dicendovi: si riesce a trovare
fare il Consiglio Comunale, fare un ordine del giorno lavorato in un mese con questi impegni, raccogliendo anche delle posizioni che magari non sono solo sue e su cui ci si può magari confrontare e su cui forse insieme si può ottenere qualcosa di diverso a livello nazionale, visto che tra l'altro parliamo di filiera e forse avete la forza di fare dei ragionamenti che evidentemente noi non siamo in grado di fare? Allora, se avete il coraggio di, anziché ragionare sugli equivoci, messaggi, cose, di fare un documento di questo genere, facciamolo per il punto nascite. Noi siamo qui disponibili e siamo qui a disposizione anche per sospendere. Bene, un attimo, consigliere Giuseppin, prima era il consigliere Geronazzo. Non è il mio intervento che dovrei fare per mozione d'ordine perché sono stato citato. Ribadisco e me ne scuso perché ho il coraggio di scusarmi se non ho capito bene che ci si doveva trovare alle 6:30, perché io le istituzioni le ho sempre rispettate. E quando mi sento dire, Presidente, perché io sono uomo, la parola conta più del verbale, viva Dio, 3 mesi fa ci siamo trovati in un capogruppo con il signor sindaco presente e ci siamo avevamo fatto un accordo di fare un consiglio comunale aperto e nessuno doveva fare nessun tipo di azione. Questa era la parola, questo è un uomo, o siamo caporali e adesso viene a farci la lezione a noi? Perché sul verbale non c'era scritto? Non va bene questi atteggiamenti. Perché per un problema generale, un problema territoriale, stiamo qui a fare cacciara, stiamo qui a vedere chi ha ragione e chi ha torto, lasciamo perdere la politica, le filiere politiche, non dobbiamo difendere nessuno, dobbiamo difendere il nostro territorio. Lo capiamo o no? Non è colpa di 1, 2 o 3, se decidono di chiuderlo, che vengano qui la regione, come è scritto nei statuti, che venga qui e dice la chiudiamo, abbiamo scelto che per il vostro territorio il Veneto orientale non esiste, ritorniamo al 1980, zona depressa, rimaniamo Piavotti, va benissimo. E questo è l'impegno che si è preso il signor sindaco dal 25 maggio 2025, perché dopo 1 anno e mezzo siamo qui a parlare dopo 1 anno e mezzo. Questa azione doveva essere fatta 1 anno fa. Questa mozione doveva essere fatta se era la volontà 1 anno fa, non oggi quando il dado è tratto, anche oggi brodo. Ci capiamo cosa stiamo facendo? Stiamo facendo casino per niente, perché ce l'hanno messa in quel posto, ha capito? E noi stiamo qui anche a difenderli, a dire bravi, non è colpa di questo, non è colpa di altro. Intanto loro fanno i suoi affari. E noi andremo tutti a San Donato di Piave. Benissimo. Vorrei che il sindaco mi dicesse, come ho chiesto l'ultima volta, che era presente il capogruppo, io sono un uomo, ha capito? Sono un uomo, e do parola. In quel capogruppo, che c'è scritto anche nel verbale, se vai a leggerlo, in quel verbale di allora, che volevamo un consiglio comunale aperto. Tant'è vero che quando abbiamo chiesto il presidente della Regione Veneto, un consigliere qui presente, capogruppo che rappresenta un gruppo di questa, mi ha beffeggiato dicendo non vorrei mica che il presidente di Regione venga a parlare a Portogruaro. Questi siete voi. Grazie consigliere Geronazzo. Prego consigliere Giuseppin. Grazie Presidente. Innanzitutto non voglio scendere in polemiche su questo tipo di argomento, perché è un argomento estremamente importante che riguarda tutto il Consiglio Comunale. Ringrazio il consigliere Verri per l'intervento che ha chiarito quelle che erano le proposte e le assunzioni che avevamo ottenuto nella capigruppo. Mi dispiace se qualche consigliere possa aver capito male, tuttavia alle ore 18:30 in questa sala c'erano 3 consiglieri, 3 capigruppo di maggioranza, io sono arrivato alle 18:35, 5 minuti dopo,
perché l'intendimento era proprio quello di un incontro preventivo prima del Consiglio Comunale, come si era detto. Però questo scansa di equivoci solo per relazionare quello che effettivamente è accaduto. Cercherò di fare anch'io un intervento senza sovrappormi troppo all'ottimo intervento del consigliere Favero e alle osservazioni estremamente pertinenti del consigliere Verri. Innanzitutto punterei l'attenzione sul fatto che i numeri danno per Portogruaro un servizio in crescita e questo è riconosciuto anche dalla stessa DGR della Regione Veneto. Quindi parliamo di un trend dal 2021 al 2025 di più 87 nati. Questo dato deve assolutamente essere preso in considerazione in un contesto ben più ampio, che è quello riferito alla grave crisi demografica a cui il nostro Paese sta attraversando e sta subendo ormai da molti anni. In particolare vorrei sottolineare un aspetto, come secondo me in questa fase il nostro Consiglio debba fornire tutti gli strumenti utili e funzionali in modo tale che chi a livello nazionale e chi a livello regionale è deputato per prendere questo tipo di decisioni abbia tutte le informazioni del caso per poter capire come un'eventuale chiusura del punto nascite di Portogruaro avrebbe conseguenze disastrose da un punto di vista sociale, da un punto di vista di sviluppo territoriale e non ultimo anche dal punto di vista economico. Infatti, attualmente con i due decreti dell'aprile 2015 e successivamente del novembre 2015 si vorrebbe applicare la soglia dei 500 parti in un contesto demografico che è profondamente diverso rispetto a quello nel quale è maturato l'impianto normativo. L'impianto normativo fa riferimento più volte espressamente a quello che è il piano sanitario nazionale del biennio 2006-2008. Allora, a supporto appunto di quanto prima relazionava il consigliere Favero, non è possibile una soglia fissa che è elaborata in una fase demografica caratterizzata da volumi di nascita molto inferiori, oggi renderla attuale, perché è necessario che una soglia fissa venga aggiornata alla luce dell'evoluzione della natalità, senza naturalmente derogare quelli che sono i criteri imprescindibili di sicurezza. Che cosa è accaduto però in questi anni? In particolare nel periodo dal 2008 al 2025, quindi da quel piano sanitario nazionale, i cui dati vengono poi ripresi nei decreti del 2015 ad oggi. I numeri. Anno 2008, nati in Italia 576.659. Nel 2015 scendono a 485.780, i dati consolidati del 2024 scendono ulteriormente a 369.944 dati. Significa che vogliamo impostare una soglia fissa quando nel nostro Paese c'è stata una diminuzione netta a livello nazionale del 36% delle nascite. Andiamo a vedere parallelamente quello che è successo in Veneto. La crisi nazionale si è ripresentata in maniera pedissequa anche nel Veneto, in cui nel 2008 i nati in Veneto erano 48.679, sono passati nel 2015 a 38.694 e il dato consolidato al 2024 è pari a 29.969 nuovi nati.
Quindi una flessione anche qui leggermente superiore, parliamo del meno 38,4%. Quindi questi numeri non possono certamente rimanere inascoltati. Quindi riteniamo che per quanto concerne una riflessione nazionale, come prima ha auspicato il consigliere Favero, anche in rappresentanza di quello che è il pensiero di tutto il gruppo consigliare, debba essere elemento e condizione necessaria senza derogare appunto quelli che devono essere gli standard di sicurezza clinica. Un altro aspetto estremamente importante è il seguente, vale a dire quello che è il risultato di bilancio, il risultato di esercizio della nostra azienda sanitaria, la ULSS 4 Veneto Orientale. A luglio di quest'anno sono usciti, diciamo così, i numeri della sanità, quindi i conti delle diverse aziende sanitarie locali del Veneto e con soddisfazione e orgoglio possiamo dire come la nostra ASL abbia registrato un risultato d'esercizio positivo, quindi un utile di 1.836.596 euro. Ma il dato secondo me più significativo è quello che il risultato di obiettivo, quindi quello che era il target che in qualche modo l'azienda zero si voleva porre per quanto riguarda la nostra ASL, era di 1,5 milioni. Quindi vuol dire che la nostra ASL ha superato questo obiettivo brillantemente e anzi lo ha superato per il residuo, quindi 336.596 euro. Pertanto la questione di mantenere un punto nascita a Portogruaro, che è un punto estremamente importante e strategico dal punto di vista sociale, dal punto di vista dello sviluppo intero del territorio, non può essere legato a problemi di natura economico-finanziaria, perché i numeri della nostra ALS parlano chiaro, è una delle pochissime a livello regionale con i conti assolutamente a posto e anzi in attivo. Un altro elemento estremamente importante che vorrei sottolineare, perché è già stato detto da chi mi ha preceduto, è proprio quello che dobbiamo dare gli strumenti necessari anche per comprendere come è strutturato il nostro territorio. Un territorio estremamente complesso, un territorio di confine, in cui Portogruaro è baricentrica, e colgo con grande favore anche l'azione che il nostro sindaco ha promosso assieme agli altri sindaci del mandamento nella conferenza dei sindaci sanità, in cui in maniera univoca c'è stata una conferma e una sottolineatura importante di quanto questo servizio sia nevralgico e quanto sia necessario mantenere attivo. Nel momento in cui questo servizio venisse chiuso, che cosa accadrebbe? Accadrebbe quello che diceva prima il consigliere Favero. Autostrada A28, tendenzialmente quasi sempre abbastanza libera, in 20 minuti le partorienti potrebbero raggiungere la vicina Pordenone. E quindi questo costituirebbe non solo una sconfitta per tutto il Veneto orientale, ma costituirebbe anche una pericolosissima inversione di tendenza e un impatto economico potenzialmente estremamente negativo per la nostra azienda sanitaria locale. Ricordo i bilanci del 2014 della nostra ASL, allora ULSS 10, con un disavanzo negativo, quindi la nostra Regione andava a pagare 50 milioni di euro alla Regione Friuli Venezia Giulia per prestazioni sanitarie e in maniera ancora più nitida ricordo il risultato 10 anni dopo, quindi nel 2024,
quando non solo questa emorragia si era fermata, ma addirittura nel 2024 abbiamo avuto un risultato contrario con la Regione Friuli Venezia Giulia, che è andata a pagare 23 milioni di euro alla Regione Veneto. Pertanto, sospendere un servizio così importante in un'area di confine così strategica, a forte vocazione turistica, perché abbiamo ricordato anche nella mozione i milioni di turisti che durante l'estate arrivano nelle nostre spiagge, significherebbe un clamoroso autogol. E voglio dire, tutto questo, sottolineo nuovamente, con dei numeri, per quanto riguarda il nostro punto nascita, in costante ascesa, nonostante 22 mesi di chiusura tra il 2014 e il 2015. Quindi mentre in Italia purtroppo ci sono meno nascite, il servizio del punto nascita di Portogruaro ha registrato in questi 4 anni un incremento di 87 unità, arrivando oggi a 345 nati. Bene. E una riflessione ancora più profonda, secondo me, deriva dal fatto che il mandamento di Portogruaro, il Veneto orientale, zona di confine, tema che è stato portato anche in maniera importante per discuterne anche con la Regione Veneto, ma anche con il vicino Friuli Venezia Giulia. E sacrificare il punto nascita di Portogruaro significherebbe sacrificare probabilmente anche un progetto legato allo sviluppo del territorio, perché lo sviluppo di un territorio passa anche attraverso l'ospedale e lo sviluppo di un territorio passa attraverso 2 condizioni necessarie. La prima condizione, appunto, per far crescere un territorio è quello di una sanità sicura. La seconda condizione è quella di una viabilità adeguata che consenta la crescita dell'industria e delle attività produttive e che parallelamente è motore per l'aumento del numero demografico, quindi per il numero degli abitanti. E da qui l'importanza... Consigliere Giuseppini, un minuto. Sì, allora magari andrò avanti con un secondo intervento. Chiudo in questo minuto semplicemente dicendo questo. Non colgo con grande benevolenza la battutina di Spirito su Robot da Vinci. Robot da Vinci è un'eccellenza del nostro ospedale che ci viene invidiata non dagli SPOC, ma da ospedali hub del nostro territorio. Quindi, nel momento in cui, è vero che non si nasce con il Robot da Vinci, ma nel momento in cui vogliamo in maniera comune e condivisa difendere il nostro punto nascita, bisogna sistematicamente fare delle azioni sul territorio e in maniera coerente, perché, permettetemi, ma io ritengo che se vogliamo parlare di punto nascita e dare il buon esempio, probabilmente bisognerebbe cercare soggetti diversi dalle 2 capigruppo di maggioranza che non hanno partorito recentemente presso l'ospedale di Portogruaro. Grazie. Grazie al consigliere Giuseppini. Prego, signor Sindaco, lei vuole intervenire? Prego. Posso intervenire? Come? Allora, ovviamente arrivo dopo tutta una serie di interventi, ovviamente accolgo con estremo favore e condivido pienamente la mozione complessa e articolata che i consiglieri di maggioranza hanno presentato e i successivi interventi che hanno spiegato con molta enfasi ma con grande fervore le motivazioni che ripeterò in parte ovviamente perché le motivazioni poi saranno sempre quelle. Accolgo anche favorevolmente nel merito la mozione di minoranza per quanto riguarda l'impegno di un consiglio aperto, anche perché l'avevamo promesso e di questo poi parlerò un attimo alla fine. Il punto nascita del nostro ospedale rappresenta un servizio fondamentale non solo per la nostra città ma per tutto il mandamento
e l'area portoghese. Questo è testimoniato da numeri in crescita, nonostante la demografia nazionale, come si diceva, continua a essere al ribasso, senza però dimenticare le professionalità di altissimo livello che vi operano all'interno e che in questi anni sono cresciute. L'operatività in sicurezza di un punto nascita è regolamentata da un accordo Stato-Regioni che in realtà, come dice la delibera, perché da qui partiamo, la DGR 453 che ci ha un po' spiazzati tutti, del 28 maggio 26, fa riferimento a un'intesa Stato-Regione addirittura del 23 marzo 2005, quindi il percorso poi con successive normative è ancora più lontano, sono passati quasi 21 anni da allora, il concetto del tempo, no? Da questo accordo quindi sono state formulate successivamente con vari ulteriori atti le linee di indirizzo nazionale per la sicurezza e la qualità del percorso di nascita, indicando appunto in 1000 parti la soglia ideale, 500 la soglia minima. Veniamo al decreto ministeriale del 2015 che decreta la possibilità di richiedere invece le deroghe a quest'ultima soglia. Appare quindi evidente che applicare nel 26 i criteri numerici stabiliti, su quelli numerici stabiliti oltre 20 anni fa, è appunto almeno un motivo per rivalutare questa decisione e quindi questo è uno dei motivi che andremo a discutere che si è già stato evidenziato. L'ultimo dato ISTA, abbiamo visto, sentito i numeri nuovi nati, è ulteriormente sceso, quest'anno nel 2025 sono 350.000, nel 2010 erano 562.000, quindi siamo quasi dimezzati. Un nuovo minimo storico, come si diceva. Crediamo in tal senso quindi che la politica nazionale debba intervenire perché si rifronte a un provvedimento storicamente superato. Per questo, se sarà necessario, siamo pronti a chiedere un incontro al Ministero, perché non si può mettere in discussione un presidio fondamentale di prossimità che funziona, oltretutto in un territorio di confine, solamente in base a un determinato parametro, e cioè il numero di nati. Poi ha analizzato la situazione specifica del Veneto, che è presente, qua nella DGR è ben presente, basta nell'allegato A. Allora, abbiamo 32 punti nascita in Veneto, 11 dei quali sono sotto i 500, quindi non siamo in buona compagnia, non siamo soli. 4 ne vengono chiusi, ma gli altri 7 sono stati salvati per le deroghe. Però vi elenco quali sono sotto i 500. Belluno ne ha 464, Castelfranco 297, Chioggia 399, Venezia 282, San Donà 420, Portogruaro 343, Rovigo 429, Adria 227, Asiago 56, caso disperato che è messo da parte, 56 nati. Arzignano comunque, nel Vicentino 430 e Valdagno 242. Tutti centri importanti, uno dei quali spicca veramente, che è Castelfranco. Castelfranco, ricordiamo che la nascita di Tina Anselmi, colei che ha creduto nel sistema sanitario nazionale, sede di IOV, uno degli ospedali più importanti del Veneto, e viene messo in discussione anche questo. Quindi il criterio del numero è veramente da mettere in discussione. Quindi detto questo, questi numeri quindi sorgono delle domande. Siccome anche San Donà è sotto i 500 parti, la domanda è: che differenza c'è fra San Donà e Portogruaro? Perché siamo nella stessa zona, non ci sono particolari zone, la zona è disagiata una per uno per l'altro, non si capisce perché, e questa è una delle domande che faremo alla Commissione. Casomai farei il discorso contrario: Portogruaro in crescita, Friuli, lo dico sommessamente, non dico che sembra i vari centri che prima erano attrattivi, San Vito, San Giorgio Pordenone e la Tisana, chiudono, c'è stata una polemica sulla chiusura, ma insomma hanno chiuso già, non è che la lotta sembra la lotta fra i poveri, però negli anni 80, io ho fatto il medico, insomma, nascevano a San Vito e la Tisana, tutti quelli quindi ci hanno portato via tanti nati negli anni 80. Quindi, casomai, questo momento Portogruaro è in crescita, potrebbe anche riappropriarsi, se non altro, dei suoi nati, visto che col dottor Linciano ne avevamo 700.
Quindi se non altro riappropriarsi dei nostri e se no casomai fare un po' di attrazione. Altra lecita considerazione: se la Commissione conferisce al numero di nascite per anno un valore legato alla sicurezza nel nascituro, appunto se ne dovrebbe dedurre che tutti questi qua, sotto i 500, sarebbero in pericolo. Che differenza c'è? Se 500 è per tutti, no? Alcuni salvati, altri no, alcuni salvati, altri no. Cioè, allora il parametro proprio qui non ci azzecca. Però, quindi, anche questo è uno degli argomenti che dovremo mettere in guardia. Un altro argomento, allora, la nascita più o meno, noi abbiamo 350 nati, quindi vuol dire un nascituro per giorno. Sappiamo che l'atto di nascita non è un atto istantaneo, è un atto che va dalle doglie, segue il problema, quindi è un percorso importante. Fra l'altro, e noi facciamo nascere con un certo, a parentesi, non vedo i tassi di mortalità nella DGR dei vari posti, quindi questo è un altro dato da valutare, perché potrebbe esserci che un tasso di mortalità in un certo ospedale sia diverso da un altro, ma è un dato che non ci è dato conoscere. Portogruaro riesce a fare 350 nati, potrebbe farne nascere benissimo almeno il doppio, perché la struttura è pronta per quello. Avremo da perfezionare alcune cose come la sala cesarei al piano e 2 culle di neonatologia, ma sono cose molto semplici da realizzare. Quindi tutto questo per dire, perché andiamo anche un po' al pratico, ci sono molte ragioni da portare a chi di competenza al fine di rivalutare il ragionamento della sicurezza dei punti nascita alla luce del quadro demografico attuale, in un'ottica di un'eventuale razionalizzazione e migliore organizzazione del servizio. Ecco, diciamo, poi vi dico quello che ho fatto, giustamente, appena saputo di questo, vi dico i contatti che ho avuto, giustamente deve essere in maniera molto rapida e breve, diciamo, per le vie brevi. Ho sentito ovviamente l'onorevole Sanna Conte, che è consigliere regionale di riferimento di nostra area, ho avuto un colloquio personale col dottor Riuscitti, direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto, con il nostro DG, dottor Carlo Bramezza, e infine con il Presidente della Regione, Avvocato Alberto Stefani, a Palazzo Balbi. Mi sono altresì confrontato con la mia giunta, con i consiglieri, con i segretari dei partiti di maggioranza, come avete visto, con il Presidente della Conferenza della Sanità, Gianluca Falcomè, e infine con tutti i sindaci del Portoguarese, con i quali stiamo valutando un'ulteriore diciamo, azione di evidenza. Che cosa ne ho dedotto da tutti questi colloqui? Sicuramente le forti preoccupazioni per quanto decretato dal Comitato Nazionale Percorso Nascita, perché questo è l'organo principale che ha scatenato tutto il resto, e i limiti normativi e formali che la Regione ha dovuto recepire per il parere del Comitato stesso. Il Presidente Stefani mi ha detto che è stato costretto a recepire nella DGR, a parte una multa di alcuni milioni di euro, il che, dice, non significa per noi che il discorso sia chiuso, ma questo atto è un atto dovuto purtroppo e su questo però le azioni politiche poi si dovranno diciamo, espletare. Quindi soprattutto per l'oggettivo anacronismo delle conclusioni rispetto all'evoluzione demografica che abbiamo già detto. Tutto questo quindi alla fine mi fa dedurre che siamo in una situazione di piena battaglia dialettica nel merito. La cosa non è stabilita, no? Ci sono molti motivi per andare, ma dove dobbiamo andare? E non per questione di campanile. Portoguaro, come altri, io ho cercato di dare un giudizio generale sulla situazione, quindi altre città sono sotto i 500 e non si capisce perché loro siano sicuro e noi no. Questo veramente me lo devono spiegare al Ministero, quindi ritengo che il passaggio forte e necessario è quello di andare al Ministero della Salute, nella persona anche del Ministro Schillaci, cosa che mi impegno a fare ovviamente dopo Ferragosto, dopo le feste, insomma, sapete che a Roma, insomma, questo è il periodo di ferie, tra virgolette. Vabbè, noi siamo qui comunque a lavorare e io se mi chiamano vado anche domani mattina, non ci sono problemi. Ovviamente, qui una chiosa un attimo politica, ricordo appunto che il punto nascita dell'ospedale rappresenta uno dei punti chiave per quanto riguarda l'assistenza ai propri cittadini, e questo vale ancora di più per il nostro ospedale, che oltre 10 anni fa è stato anche salvato dalla chiusura e dall'accorpamento in un ospedale unico, proprio per queste ragioni, cioè per il valore che ha per il territorio e che abbiamo diciamo, in maniera univoca valutato.
Questi 10 anni però di politiche regionali hanno prodotto il rilancio di questo ospedale, questo dobbiamo ammetterlo, con la ripartenza di reparti di eccellenza, l'urologia, l'ortopedia, la neurologia e il recupero di flussi di pazienti ed economico che è già stato illustrato precedentemente. Una attenzione particolare la darei anche al servizio di procreazione assistita, il PMA, che forse non è stato citato, è un servizio aziendale presente solo nel nostro nosocomio, è stato attivo col dottor Mignalosa e lo sarà ulteriormente per sicuramente che questo garantirà una grande attrattività e fidelizzazione delle coppie. Proprio in relazione a questa visione la Regione, ecco, per quanto riguardava il potenziamento dell'ospedale, la Regione, sappiamo, ha approvato l'anno scorso un importante piano di riqualificazione dei 3 nosocomi della nostra azienda e in particolare per l'ospedale di Portogruaro vede un investimento in spazi e strutture di oltre 60 milioni di euro. Posso dire tranquillamente che durante il colloquio col dottor Bramezza mi ha assicurato che ha superato alcuni ostacoli di tipo economico, come alcune variazioni economiche che non comparivano nel piano economico finanziario, e quindi se non è partita la gara, partirà a breve. Quindi questo procedimento continuerà. Quindi, e per quanto riguarda invece la parte comunale, ricordo sicuramente la realizzazione dei 2 nuovi asili che sono già stati menzionati, da quasi 100 posti, anzi da oltre 100, insomma, quando sarà in piena attività, a testimonianza dell'investimento nei servizi a favore della natalità e delle famiglie nel nostro territorio. Una precisazione per quanto è richiesta del Consiglio Comunale aperto che abbiamo convenuto nella riunione di capigruppo citata. Avevamo ipotizzato di farlo a metà luglio, ma sentiti gli uffici della Regione, vista anche la necessità di avere almeno il Presidente o un suo valido delegato, sono preso io la decisione di spostarlo a settembre, anche perché così per acquisire anche maggior forza e maggiori dati. Quindi mi attiverò per convocare un Consiglio Comunale aperto in settembre, chiedendo al Presidente Stefa di intervenire o quantomeno di un suo qualificato delegato, cioè nella persona dell'assessore alla sanità Gerosa. Ecco, questo è quello che dovevo dire. Per quanto riguarda poi invece la valutazione della mozione, così rilascio ai consiglieri l'opportunità di fare o meno una mozione comune e casomai di sospendere la seduta per alcuni minuti. Insomma, questo lo valutano i consiglieri. Grazie. Grazie signor Sindaco, prego consigliera Moretto. Grazie Presidente, io intervengo per fatto personale, mozione d'ordine e poi faccio il mio intervento, quindi le chiederei di sommare i tempi per cortesia da regolamento. Allora, intervengo per fatto personale innanzitutto dicendo che mi sarei aspettato da lei, Presidente, magari anche dal Sindaco, visto che è intervenuto in mezzo, un intervento in merito alle ultime affermazioni del consigliere Giuseppin, che credo dovrebbe pubblicamente scusarsi per quanto ha affermato. Io credo che sia assolutamente sbagliato, scorretto, anche di pessimo gusto, portare in una sede istituzionale pubblica scelte e questioni che afferiscono alla sfera personale dei singoli consiglieri e che costringerebbero, nel caso si aprisse anche un dibattito pubblico su questo, a mettere in pubblico motivi che possono anche essere di natura sanitaria e personale che hanno portato ad una scelta che nel mio caso ha fatto sì che la mia prima figlia nascesse a Portogruaro e la seconda no. Siccome dietro a queste scelte ci sono ragionamenti e alle volte, ribadisco, anche delle questioni sanitarie, io non credo che ai consiglieri comunali come a nessuno sia dovuto mettere in pubblico e in una sede istituzionale questioni che riguardano scelte personali. Io credo che questo dovrebbe avere delle scuse da parte del consigliere Giuseppin e credo anche che lei avrebbe dovuto intervenire immediatamente per rettificare quanto è avvenuto. Anche perché quell'intervento, oltre a, ripeto, invadere la sfera personale e questioni che non riguardano i cittadini, ma riguardano le persone, i consiglieri comunali come persone, denota anche un atteggiamento estremamente discriminatorio, un approccio estremamente discriminatorio
attività di consigliere comunale e di consiglio comunale. Io credo che del punto nascita di Portogruaro debba poter parlare chiunque, chi ha partorito a Portogruaro, chi non ha figli, perché penso che ci sia anche qualche consigliere che non ha figli e abbia tutto il diritto di poter parlare di un servizio pubblico che si svolge a Portogruaro, chi è nato altrove, chi è nato in Friuli, chi è nato al sud, chi è nato al nord, o anche la Giunta non dovrebbe discutere di punto nascite se non è nata a Portogruaro e non ha avuto figli a Portogruaro? Io credo che questa battuta sia stata di pessimo gusto, offensiva e che alla quale dovrebbe seguire un intervento di scuse. Vengo poi alla mozione d'ordine, signor Presidente, e torno da lei. Io e il consigliere Camillo, per motivi di lavoro, non abbiamo potuto partecipare all'ultima seduta della conferenza dei capigruppo. Abbiamo ricevuto un verbale, lo abbiamo letto. Quel verbale si concludeva dicendo che i consiglieri Geronazzo e Arreghini chiedevano un incontro e si chiudeva lì. Io le chiedo, signor Presidente, ma lo chiedo anche ai capigruppo di maggioranza, chi avrebbe dovuto avvisarmi di una riunione oggi alle 18:30. E lo dico perché io alle 18:30 ero qui in piazza. Quindi avrei benissimo potuto partecipare. Ma io, come capogruppo di opposizione, non sapevo nulla di ciò e non avevo motivo di saperlo perché nessuno mi ha avvisato. Questo perché, e quindi poi vengo all'intervento, io credo che sia assolutamente triste tentare di attribuire delle responsabilità ad un'eventuale spaccatura, che mi auguro non ci sia, di questo Consiglio Comunale. Se è vero, come tutti sosteniamo, che vogliamo la stessa cosa, ovvero il fatto che i cittadini di questo territorio possano continuare a partorire a Portogruaro, credo che sia assolutamente sbagliato cominciare con le accuse. E questa sera ne abbiamo ricevute di accuse. Se dovessimo guardare alla cronologia dei fatti, ma il sindaco in parte li ha riconfermati, il 10 di giugno in conferenza dei capigruppo, su iniziativa della consigliera Reghini, si è detto proviamo a fare un percorso comune su un tema che ci riguarda tutti. In quella seduta si chiede di fare un consiglio comunale, tutti concordano, nel quale, e qui vengo anche alla sintesi, nel quale qui con noi a parlare di queste cose ci fossero le persone che hanno materialmente deciso o stanno decidendo quello che sarà del futuro del punto nascita di Portogruaro. Noi tutti, perché tutti i capigruppo concordavano, ha detto cerchiamo di rendere questo appuntamento fruttuoso perché almeno abbiamo degli interlocutori con i quali discutere nel merito delle cose. E in base a quella decisione, da quella data, nulla è arrivato dai gruppi di opposizione in merito al punto nascita di Portogruaro. Questa sera siamo qui perché qualche giorno fa i gruppi di maggioranza hanno depositato un documento sul punto nascita, inaspettatamente, lo aggiungo, io personalmente non me l'aspettavo perché ero rimasta all'idea che stavamo organizzando un consiglio comunale aperto tutti insieme. Un documento che peraltro apre dicendo i gruppi consigliari di maggioranza, quindi dicendo ai gruppi di opposizione non è cosa che vi riguarda. Non è un documento che potete votare anche voi, perché cosa voto una cosa che riguarda voi? Questa sera incominciamo a discutere della questione e arrivano attacchi e frecciatine. Allora io provo ad evitare la polemica. La questione è solo una. Vogliamo fare questo Consiglio Comunale aperto nel quale discutere nel merito del punto nascita di Portogruaro? Allora, con degli interlocutori che sono anche in grado di darci delle risposte. Allora, due sono le cose. O l'impegno, questa sera approviamo un documento nel quale anche confermiamo la richiesta di questo Consiglio Comunale aperto, oppure, che era la proposta fatta in capigruppo, oppure la consigliera Reghini questa sera ne ha fatta un altro, oppure lasciamo agli atti questi documenti e chiudiamo dicendo che faremo il Consiglio Comunale a settembre. Queste sono, se è vero che tutti siamo d'accordo nel fare questo Consiglio Comunale aperto, o
si vota un documento nel quale, come noi chiediamo, ci si impegna a convocare il Consiglio, oppure teniamo fermi i documenti e andremo al Consiglio Comunale di settembre. Io lo dico con preoccupazione però, signor Sindaco, rispetto a questi tempi. Lei ha appena affermato che siamo in una situazione di dialettica, di discussione rispetto al futuro del punto nascita di Portogruaro, e credo che tutti i consiglieri di maggioranza, o almeno quelli che sono intervenuti, siano convinti che sia effettivamente così, perché ho sentito parlare prospettiva di chiudere, possibilità di mantenimento. Noi però oggi dobbiamo stare agli atti, perché questi ci sono, e la delibera regionale del 28 maggio dice che il punto nascita di Portogruaro avrà una riconversione, ovvero in quel luogo si seguiranno le mamme, le future mamme, nella pregravidanza, nella gravidanza e nel postpartum. Cioè quella delibera ci sta dicendo che il punto nascita di Portogruaro non farà più parti. Quindi qui noi non stiamo a discutere di prospettive di chiusura. Il punto nascita di Portogruaro con quella delibera, se uno legge la delibera, il punto nascita di Portogruaro è chiuso. Tant'è che alle mamme, future mamme, scusate, che stanno utilizzando i servizi di ostetricia e ginecologia del nostro ospedale, viene detto che il 31 ottobre il punto nascita chiude, che è il caso che incomincino a fare le loro valutazioni sui professionisti dai quali farsi assistere o sugli ospedali da utilizzare per il parto. Quindi la mia preoccupazione, signor Sindaco, la nostra preoccupazione, signor Sindaco, è una. Abbiamo davvero i tempi e le possibilità di evitare questa chiusura? Oppure ci stiamo un pochino tutti prendendo in giro, sapendo che ci stiamo tutti, anch'io stessa. Guardi, mi lasci terminare, penso che in termini di parole e di offese non possa proprio lei riprendermi questa sera. Allora, io credo che se la domanda da porsi sia questa: ci sono reali possibilità di evitarlo? Quali sono i tempi per farlo? Perché io non vorrei che noi arrivassimo, temendolo sia già oggi la situazione piuttosto avanzata, che arrivassimo, come si dice, quando i buoi sono già scappati, quando le cose sono già fatte. Perché è vero che la decisione nasce da lontano. La riorganizzazione dei punti nascita sotto i 1000 parti, l'ha ben detto lei, signor Sindaco, è del 2010, quando c'era un governo di un certo colore, e a comprova di quello che ci siamo detti, che questa questione non ha un'appartenenza politica. Nel 2015 il decreto Lorenzin, per fortuna, ha introdotto una deroga riducendo quei 1000 parti a 500, però la questione è annosa. Il punto nascita di Portogruaro è a rischio di chiusura, è in bilico da diversi anni, quando già lei era assessore, quando anche lei si è insediato come sindaco. Tutti sapevamo, a me stupisce che lei dice che appena saputo della chiusura lei si è attivato, no? Poco prima abbiamo saputo. Io credo che questa questione sia una questione che ha una antica origine e che, anche qui mi spiace riprendere alcuni, io avevo il mio intervento, però credo sia giusto anche fare delle precisazioni. La revisione della rete dei punti nascita non parte da una ratio economica. Se c'è scritto nella delibera regionale, se andiamo a guardare sia l'accordo Stato-Regioni che il decreto di allora, quindi bene che la nostra ULSS abbia un bilancio così positivo, ma nulla a che fare questo con la scelta di chiusura del punto nascite. Perché le motivazioni che stanno alla base della razionalizzazione del punto nascite sono solo relative alla questione di sicurezza sanitaria. Cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che le equip, i reparti che vedono, la semplifico, ma lei lo sa meglio di me, meno di 1000 parti, in questo caso poi noi abbiamo ridotto 500, non hanno la possibilità di garantire degli standard di sicurezza adeguati. E io credo che questo sia il punto fondamentale. A una futura mamma interessa relativamente se l'ASL ha un bilancio positivo o negativo, dice: ma se io vado lì
Posso fidarmi? Si parlava prima di rapporto di fiducia. La domanda che si fanno i cittadini è: io vado lì, posso fidarmi che qualsiasi cosa mi capita avrò un'assistenza e una sicurezza di un certo tipo? È quello che ci deve guidare. Cioè, noi qui stasera non siamo a difendere nessuno, se non i cittadini e in questo caso le future mamme e i futuri papà che vorrebbero partorire a Portogruaro. E credo che questo ci debba guidare anche nella scelta di voto fra poco. Io credo che tutto si possa sintetizzare in poche parole, però c'è la nostra disponibilità a discutere anche su documenti più ampi. La questione è solo una. Noi vorremmo che in questo Consiglio coloro che hanno assunto delle decisioni, la Regione in questo caso in ottemperanza di scelte nazionali e l'ULSS come soggetto operativo, venissero a dirci, ripeto, se effettivamente c'è la possibilità di evitare questa chiusura. Nel documento si parla di mantenimento, qui oggi dobbiamo evitare la chiusura perché nella delibera è scritto che a Portogruaro non si faranno più parti e alle partorienti viene detto che al 31 ottobre il reparto non smetterà di fare parti. Quindi questa è la questione fondamentale e credo che ulteriore tempo possa essere, diciamo, di ulteriore danno se non abbiamo questo quadro di chiarezza. Se tutti vogliamo avere questa informazione con trasparenza da parte dei soggetti incaricati, facciamo questo consiglio, facciamolo al più presto e decidiamo questa sera se mettere l'impegno nel nostro documento o se sospendere le votazioni in attesa di un consiglio comunale dove probabilmente avremo qualche informazione in più. Bene, grazie consigliera Moretto. A questo punto io invito i capigruppo in sala Russolo per 5 minuti. Prego, consigliere Verri, è sempre defilato, sa com'è. Scusi, scherzo. Allora, grazie. Allora, intanto mi scuso per prima, ma era un seguito di un qualcosa che alle 6:30 ho provato e che non avevo sfogato. Quindi dopo forse è stato un equivoco, mi auguro che fosse stato solo un equivoco, me lo auguro, e lo chiudiamo qua proprio perché l'argomento è un argomento serio. Mi stupisco che si stupisca della mozione della maggioranza, perché lei stessa ha dato la risposta alla motivazione. Onde evitare che i tempi sembrava andassero troppo lunghi per questo tipo del consiglio aperto che si era stabilito, che tra l'altro ho detto, se non ricordo male, nell'ultimo consiglio comunale il sindaco l'ha detto apertamente e pubblicamente che si sarebbe tenuto questo consiglio, ma forse ho capito male io e non era un consiglio comunale, quindi come dire, siccome si andava a finire a settembre, si approfondisce quello che è uscito a maggio e bisognava fare qualcosa al più presto, ecco. Ok? E quindi da questo è nato questo spirito, questo intento. A maggior ragione da una parte che è proprio di filiera, della stessa filiera, anche se di filiera non parlerei, perché comunque la Regione non ha semplicemente preso atto di un qualcosa di obbligatorio, non è che può fare dopo che c'è un qualcosa da parte del territorio, di osservazioni che mettono magari dei temi un po' diversi che qualcuno magari non ha preso in considerazione. E l'aspetto economico non era nella ratio, ma nella ratio dei nuovi parametri sui quali andrebbero valutate, no, le chiusure o meno, perché io sono più contento di un ospedale che anzi parlo personalmente, sarei più sicuro di un ospedale dove fanno un parto al giorno, dove magari ne fanno 10 e rischio di essere ci sia poca attenzione. Lo faccio così a livello non so, si è capito cosa voglio dire? Sono tutti per me, no? Ecco. Poi magari in ospedale dove ne fanno 10 c'è il personale adeguato, quindi ecco. Io mi preoccuperei più di valutare le chiusure in base all'aspetto economico, insisto,
alle strutture, alle professionalità, a quello che è il servizio in se stesso dato da quel singolo reparto, no? Quindi se il servizio funziona bene, e sembra che, visto che i numeri crescono, che funzioni bene, non vedo motivi per chiuderla. La sicurezza, torno a ripetere, la sicurezza per me, il personale, un reparto interamente dedicato a me, perché 350 vuol dire uno al giorno, vuol dire che ogni giorno si dedicano a un bambino, ok? E poi se quel bambino più avanti, aspetta che non mi ascolta, magari quel bambino più avanti ha dei problemi e ha bisogno di un robot per sopravvivere, o meglio ancora, siccome opera quel robot in una zona dove si riproduce, magari quel robot permette di avere qualche bambino in più, chi lo sa? Mi permette la battuta, la butto sul ridere, ma quella sul robot non è stata una battuta molto felice. Grazie. Grazie consigliere Verri, come che ho detto prima, i capigruppo ci troviamo in sala Russolo, punto. Presidente, ma che cosa sta dicendo? Ci troviamo a cosa? Presidente! Ma lei è fuori questo qua? Segretario, mi rivolgo a lei. Ma rispetto delle istituzioni, ma cosa state facendo? Ma cosa state facendo? No, a me il dito nella bocca.
Mi sembra. Prego, consigliere Verri. Sì, Presidente, solo per dire che nella capigruppo insomma, noi consiglieri di maggioranza ritiriamo la mozione che avevamo preparato come maggioranza, perché siamo arrivati, ma lo vedrete, a un unico. Bene, grazie consigliere Verri. Consigliera Moretto, prego. Grazie Presidente. Comunico anch'io che alla luce della discussione nei capigruppo che ha portato a una condivisione di un nuovo testo, anche noi ritiriamo la mozione. Bene, grazie. Allora, venuto a conoscenza che è stata fatta una nuova mozione con delle variazioni, prima di tutto vorrei che il consigliere Giuseppin, a nome di tutti i consiglieri comunali, citi quali sono le variazioni. Grazie. Sì, grazie Presidente. Allora, in buona sostanza, il nuovo documento condiviso viene cambiato nelle premesse, quindi il Consiglio Comunale diventa soggetto dell'intero documento e per brevità segnalo quella che è l'aggiunta che è stata apportata sull'ultimo passaggio, vale a dire dopo le premesse e le considerazioni. Tutto ciò necessariamente premesso, il Consiglio Comunale, in piena convergenza di intenti, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale al punto 2 a richiedere formalmente alla Regione Veneto, all'ULS 4 Veneto Orientale, di attivare nel quadro della DGR 453/2026 ogni possibile iniziativa presso il Comitato Percorso Nascita Nazionale e il tavolo di monitoraggio ministeriale, oltre all'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Regione, ULS e Comuni del Veneto Orientale. L'intero documento viene sottoscritto da Gruppo Consigliare Fratelli d'Italia, Gabriele Verri, Francesco Bergamo, Carmen Marzola, Gruppo Consigliare Lega Liga Veneta, Guido Giuseppin, Florio Favero, Loris Witt, Gruppo Consigliare Impegno e Serietà, Leonardo Barbisan, Matteo Vivan, Gruppo Consigliare Forza Italia Pietro Rambuschi. Gruppo Consigliare per un'altra Portogruaro Silvia Reghini, Rina Drigo. Gruppo Consigliare Civiche per Sara Moretto, Cristian Camillo. Gruppo Consigliare Uniamo Portogruaro Luigi Geronazzo. Faccio un attimo un passo indietro, perché tra i vari punti abbiamo aggiunto anche al punto 7 il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere la presenza di rappresentanti della Giunta regionale del Veneto e della direzione dell'ULS 4 in un imminente Consiglio Comunale aperto volto a comprendere le reali possibilità di rivedere la scelta di chiusura del punto nascita di Portogruaro. Quindi questo è l'ultimo punto, punto 7, degli impegni con cui questa mozione chiude il testo verso il Sindaco e la Giunta. Grazie. Grazie consigliere Giuseppin, quindi io pongo in votazione per l'immediata trattazione della mozione, quindi chi è d'accordo alza la mano. Bene, all'unanimità, pertanto il testo della mozione, pongo quindi in votazione la presente mozione con voti palesemente espressa per alzata di mano. Chi è favorevole? All'unanimità. Bene, la mozione è stata approvata. Passo al punto numero 5, domande di attualità, interrogazioni e interpellanze. Non sono pervenute domande di attualità, interrogazioni e interpellanze, quindi alle ore 22:19 dichiaro chiusa la seduta.